buongiorno, buongiorno. Si parte in quarta. Avete visto cosa è successo e sentito cosa è successo ieri. Partiamo proprio da Castelfranco con le piscine, con questo soffitto che è crollato. Pensate se succedeva domenica che c'era la piscina aperta, cosa avrebbe veramente una strage. E poi presento gli ospiti, ma andiamo a vedere il servizio, perché dopo gli ospiti lo commenteranno. Andiamo a vedere. Qua vediamo praticamente se c'è umido o meno, nelle zone magari che sono più fredde, come per esempio questa zona qua. Più è umido, più potrebbe esserci un distacco. Tecnici al lavoro per esaminare lo stato di sicurezza dei soffitti. Sarebbe stato causato dal contatto costante con l'umidità il crollo del soffitto delle piscine comunali di Castelfranco. Calcinacci di intonaco a terra nell'area delle docce dello spogliatoio femminile. Il crollo, avvenuto fortunatamente di notte, non ha causato feriti, ma poteva trasformarsi in tragedia dal momento che la piscina era aperta anche domenica. È uno dei drammi che coinvolgono le pubbliche amministrazioni. Ricordo esserci stati degli eventi simili purtroppo in Italia che hanno creato anche dei feriti piuttosto che delle vittime. Il tema è sempre quello, c'è la possibilità, laddove ti diano le risorse, di attivare delle misure di prevenzione. Questi eventi accadono senza segnali preliminari. Ricordo aver avuto un crollo in municipio. Gli eventi che si verificano specialmente dove ci sono immobili un po' datati. Costruita nel 69, la manutenzione del complesso è da tempo al centro del dibattito interno al comune. Attacca l'opposizione. Non ha mai speso un centesimo per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. La sua giunta e la sua maggioranza hanno speso oltre 300.000 euro pagati per fare il progetto per una nuova mega piscina, e il progetto, dopo essere stato pagato con i soldi dei cittadini, giace nei cassetti perché è semplicemente irrealizzabile. Quel progetto sì ambizioso, ma che farebbe sì che quest'area fosse riqualificata in impianti sportivi e non venisse cementificata magari con residenziale piuttosto che altro. Rispetto a questo impianto è da tempo che rincorriamo risorse. Abbiamo un progetto che dovrebbe riqualificare tutta quest'area sportiva, compreso il palazzetto, che è un progetto ambizioso che abbiamo portato avanti, che può essere realizzato per stralci, ma che ancora oggi non ha trovato alcun canale di finanziamento. Il PNRR non ha dato opportunità. Intanto l'amministrazione, con una variazione di bilancio, ha stanziato 50.000 euro per la manutenzione. Non abbastanza, potevano essere stanziati prima, il commento dell'opposizione. Ancora difficile stimare l'entità dei danni, mentre continuano i rilevi dei tecnici che nelle prossime ore stabiliranno se la struttura potrà essere riaperta in sicurezza. E dopo aver visto questo servizio molto importante, stiamo parlando di sicurezza delle persone e della comunità, presento subito gli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Dino Ponchio, Presidente CONI Veneto. Grazie Presidente di essere qui con noi, veramente grazie. E saluto anche da Marcon Giovanni Cher, Presidente Federalberghi Treviso. Grazie anche a lei Presidente, sempre presente quando Mirella chiama. Loro arrivano. Io sono sempre presente. Grazie veramente. Allora partirei proprio dal Presidente Ponchio. Presidente, abbiamo visto quello che poteva diventare una tragedia. Fortunatamente lassù qualcuno ama questi sportivi, queste persone che si recano in questi impianti. Ma si può vedere una cosa del genere, Presidente? Mi dica, per carità le fatalità, non si sapeva, ma i controlli su queste strutture così importanti, dove veramente le famiglie vanno, portano i loro figli, non dovrebbero avere dei controlli serati? Ma io dico no, una volta all'anno, 2 volte all'anno. Cosa dice Presidente? Lei che veramente è sul pezzo. Grazie, buongiorno. Sul pezzo sì, ma non posso essere tuttologo, quindi non mi prendo competenze che non ho. Per l'impiantistica il CONI ha un servizio impianti sportivi che funziona molto bene e che ha l'onore e l'onere di validare ogni e qualsiasi progettualità che riguarda gli impianti sportivi. Nella fattispecie ho appreso, venendo qui ospite da lei, signora Mirella, in auto, in macchina, che è successo questa cosa. È molto spiacevole, un po' di fortuna c'è stata. La fortuna però non bisogna, come si può dire, chiedere troppo alla fortuna, e quindi sono d'accordo con lei che gli impianti, qualsiasi impianto, gli sportivi in particolare, che sono fruiti da utenza
che è il nostro core business della società ai giovani, ci sia una manutenzione continua e puntuale. E questo è uno dei problemi fondamentali dell'impiantistica sportiva, perché tutti, amministratori in particolare, corrono come forsennati per costruire impianti, alla ricerca affannosa degli incentivi del PNRR, ma molti, se non tutti, si dimenticano della manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto della messa a norma degli impianti. Questo è una tragedia per l'impiantistica sportiva, perché oltre metà degli impianti attualmente utilizzati non sono completamente a norma. Adesso non faccio l'elenco delle magagne, ma sono tante, anche quelle strutturali. In questo caso c'è stato un crack strutturale che non so bene, non essendo un tecnico, come si prevedano e diagnostichino, ma probabilmente c'è la possibilità. Dico solo che il dramma dell'impiantistica sportiva in Italia, ma non è mia competenza, nel Veneto, è la manutenzione e la messa a norma, e su questo le amministrazioni a tutti i livelli devono fare mente locale, perché le manutenzioni non prevedono tagli di nastri, mentre le nuovi impianti sì. Io credo che un nastro da tagliare sia quello delle manutenzioni. Grazie come sempre Presidente Ponchio per la sua chiarezza. Ecco, quello che c'è da dire bisogna dirlo, perché sennò non andremo da nessuna parte, perché bisogna colpire dove c'è qualcosa di sbagliato che non è stato fatto, perché la vita delle persone è sacra. E prima di passare la parola a Giovanni Kerr, Presidente Federalberghi, vorrei far vedere questa foto. Questa foto è di Mattia Battistetti. Ancora non c'è, proprio perché ieri festeggiava il 27° compleanno. Io ho sentito la mamma Monica ieri sera, distrutta da questo dolore in mano, che sta aspettando giustizia. Chissà quando arriverà, ma noi ci crediamo, deve esserci una giustizia per questi genitori, che non vedranno più questi amati figli. Io penso che qualcuno non si renda conto quello che ha detto un'altra mamma che era all'ippodromo di Treviso, perché avevamo anche le associazioni, abbracciano le associazioni. Sai Mirella, chi non prova non può capire. Bisogna provare per capire cosa vuol dire perdere un figlio. Forse chi lo perde capisce, ma chi non lo perde non può capire. Perciò noi parliamo anche di questo questa mattina. Eccola qua il nostro bravissimo regista Italo Morao. Ecco, fa vedere Mattia, piccolissimo. Ieri avrebbe dovuto festeggiare 27 anni. Però purtroppo, per chissà, c'è un processo in corso, perciò non si parla, però se qualcuno mettesse in primo piano il valore della vita umana, forse tante cose, tante morti non ci sarebbero state. Il problema è che non si fa questo per business, per non una lungimiranza, per capire l'importanza di rispettare le persone che vanno a lavorare, metterle a proprio agio, dare il massimo che si può dare anche con la tecnologia. Però purtroppo questo ancora non avviene, anche ieri ancora morti sul lavoro, perciò capite di quello che sto parlando. Perciò un grande abbraccio a mamma Monica Battistetti, a papà Giuseppe, alla figlia Anna, ai nonni, a questa famiglia distrutta che non riesce a riprendere questo dolore immane che vive tutti i giorni. Detto questo passerei proprio a Presidente Kerr. Presidente, ecco, il dottor Ponchio diceva appunto l'importanza delle strutture, controllare, voi siete in prima linea, noi abbiamo visto adesso partiranno a Milano Cortina, alberghi che non erano all'altezza della situazione, specialmente per i diversamente agili. Io conosco la sua sensibilità e so che lei ce la sta mettendo tutta, anzi te l'ha messa prima degli altri forse, perché ha capito l'importanza di questo, però qualcuno non sentiva, perché ancora la parola disabile
fa schifo a qualcuno. Ecco, quando lo vedono in certi hotel a 5 stelle o ristoranti a 5 stelle viene visto come una persona da mettere da una parte. Abbiamo sentito quello che è successo a Cortina. Com'è la sua situazione? La situazione proprio che lei vede, toccando con mano i problemi che ci sono, parte Milano-Cortina, e gli alberghi come partiranno secondo lei, che sa com'è la situazione? Perché noi non sappiamo niente. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli telespettatori. Stiamo avvicinandoci a grandi passi a questo evento di Cortina, Milano Cortina 26, dove saremo la vetrina di veramente di tutto il mondo, perché già adesso se si va a Cortina si vedono, diciamo, un turismo che fino a poco tempo fa non si vedeva, cioè fino a poco tempo fa era prettamente fatto dagli italiani. Oggi a Cortina troviamo turisti che arrivano da tutto il mondo e non dimentichiamo che, voglio dire, per arrivare a Cortina si arriva all'aeroporto di Venezia, si passa attraverso Treviso, quindi tutto il territorio, diciamo, viene coinvolto da questo grande movimento turistico nuovo. Essere all'altezza e soddisfare questi nuovi clienti che arrivano è veramente il compito principale sul quale ce la stiamo mettendo tutta, perché se quando io vado in vacanza in un posto ne parlano bene e i clienti sono contenti, torneranno molti di più e ne verranno altri. Se invece incominciano a partire le critiche, le strutture non sono all'altezza, le strutture, diciamo, ricettive, ma anche le strutture sportive, stavamo proprio parlando di questa cosa qua, quindi avere le strutture a norma è l'obiettivo. Anche se spesso, come si dice, mettere le cose a norma, si va verso un retaggio e una situazione di permessi, di burocrazia che spesso veramente fa venire voglia di lasciare stare tutto, perché ricordiamo, siamo sempre di più costantemente in mano alla burocrazia e questo non è un bene. Io credo che però l'obiettivo sia quello finale, al di là di questo, di portare le strutture ricettive e tutte le strutture del territorio a mantenere un livello buono, alto. Cosa stiamo facendo noi nello specifico? Sicuro abbiamo chiesto di avere dei contributi dedicati sono stati aperti recentemente dei bandi che ci concedono di fare questi bandi, gestiti dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, e con questi bandi una buona parte degli imprenditori ha partecipato e stanno facendo degli investimenti che dovrebbero portare a migliorare queste strutture e anche renderle più adatte appunto al disabile, più adatti alle persone che magari hanno bisogno di un aiuto, di un'attenzione particolare. Ecco, questo è quello che sta succedendo. Finalmente, dico io, Presidente, perché siamo nel 2024 e nessuno ha mai tenuto conto che oltre a questa persona, che io chiamo diversamente agile perché si muove in maniera diversa, perché l'altra parola proprio non la sento, non l'ascolto, hanno famiglie, hanno persone che l'accompagnano, spendono come tutti gli altri, perciò è un bene comune ricevere queste persone nel massimo rispetto, anche con strutture adeguate. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda la piscina, che disgrazia che venia, era prevedibile, mi sono ho vissuto sull'acqua. A Venezia di giù i muri per l'acqua, al lido le macchine dura 10 anni e manco. Su una piscina l'acqua evapora e fa umidità, i muri si immarcisce, doveva prevederlo, era 45 anni questa piscina, non era da giorni. Purtroppo, vabbè, dopo voi dite, mi associo alla famiglia, di Mattia, con tutto il dolore che valori e che avremo anche altri che abbiamo conosciuto questo fatto. Vi auguro tanto che vi risolve il problema, perché è veramente vergognoso, una roba che dobbiamo vergognarsi, tutti gli altri veneti, dobbiamo da vergognarsi che succeda ancora queste robe. E in quanto riguarda Cortina veramente si regola,
Va bene? Guarda che in mezzo agli altri si paga 1.500 a camera per andare a dormire. Dove chi sa perché bisogna che spenda. Se vedete le rete, non c'è che un piacere che ha da fare, è giunto bene, chi fa quello che vuole, chi che non si regula, non fermi. Dove siamo arrivati? Grazie Rinaldo, vado avanti, grazie, molto chiaro, ti ringrazio anche per l'abbraccio alla famiglia Michelin Battistetti o Battistetti Michelin, perché tanto sono una cosa unica e perciò ti ringrazio di questo. Adesso andiamo a Padova, andiamo a vedere proprio atleti veneti Olimpiadi e parleremo anche di Olimpiadi col presidente Dino Ponchio. Andiamo a vedere. Palla per Thompson, palla fuori! C'è un angolo della provincia di Padova, protagonista dell'ultima bellissima medaglia italiana alle Olimpiadi di Parigi. Il talento di Paola Egonu, indiscussa leader della nazionale di volley di Julio Velasco, è cresciuta a Galliera Veneta. Paola è già stata definita tra le migliori atlete di questa Olimpiade. Se lo merita anche perché targa in qualche modo un momento storico dell'integrazione dei nuovi italiani. Ne abbiamo tantissimi nelle nostre nazionali. Io mi ricordo, purtroppo per l'età, quando da tecnico allenatore della nazionale di atletica invidiavo la Francia, l'Inghilterra, che avevano grandi risultati, grandi medaglie, con i nuovi loro rappresentanti che venivano da fuori, dall'Africa, da altre nazioni, insomma. Adesso siamo noi, anche noi abbiamo grandi risultati da ragazzi neo-italiani, compreso Diaz, che è italiano da 20 giorni, ma è italiano a tutti gli effetti. Il merito, spiega il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio, è anche della società sportiva dove Paola Egonu ha mosso i primi passi. Conosco molto bene la società di atletica di Galliera Veneta, sono stato diverse volte alle loro feste sociali e fanno molta comunità, fanno molta aggregazione, fanno molta famiglia, e lei è cresciuta bene, è indirizzata bene dal punto di vista tecnico e anche umano verso la pallavolo. Lì c'è una realtà che è riuscita a costruire una grande campionessa, ma anche un grande movimento che va riconosciuto. Galliera Veneta è uno dei punti di riferimento della pallavolo padovana, regionale e anche nazionale. Il contributo veneto al medagliere italiano è stato notevole. 10 medaglie su 40 arrivano da atleti della nostra regione. 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi. Da Thomas Ceccon, oro nel dorso, all'argento nel canottaggio. Con Luca Chiumento, anche a Parigi il Veneto ha dato il meglio. Il Veneto ha grandi risultati che premiano un grande movimento, un grande lavoro che fanno le società, le federazioni, le discipline associate, tutto il mondo organizzato dello sport olimpico. Sono molto contento perché i 650.000 tesserati, più di 13.000 società sportive, i 165.000 addetti ai lavori, tutti volontari, 98% volontari, hanno avuto un riconoscimento. Le medaglie sono anche frutto del loro lavoro, soprattutto frutto del loro lavoro, perché tutti partono dalla base, tutti i ragazzi da Ceccon, Egonu, Viviani e tutti gli altri veneti che sono andati a medaglia partono dalle piccole società. Allora, il presidente Ponchio, vedendo questo filmato che non si ricordava, fa presente invece l'importanza di capire soprattutto lo sport pulito. Queste pantere che abbiamo visto, queste ragazze, qualcuna con molta fatica, perché c'è ancora qualcuno che vede il colore nero anche quando giocano, cioè il colore della pelle. Ancora vedono il colore, qualcuno vede ancora il colore della pelle. Però, Presidente, grazie allo sport sono riusciti a superare questo ostacolo. L'ostacolo di non sentirsi diversi, anzi di sentirsi anche superiori. E quando si intervistano si sente che sono forti, non a caso soprannominate pantere, ma non pantere nello sport, anche pantere nella vita. Tu prova a toccarle, avvicinarle le risposte che hai. Ecco, questo è merito anche dello sport, Presidente Ponchio. Lo sport, come insegna lei, è senza barriere.
non ci sono filtri di entrata, lo sport valuta quello che sei e non quello che appari. E questa è una forza dello sport. Proprio domani vado a Roma, un importante appuntamento dell'Assemblea Nazionale dell'ACRI, che è l'Associazione delle Casse di Risparmio, a perorare la causa affinché altre fondazioni bancarie facciano come quella di Fondazione Cariparo, che ha un progetto di sostegno dello sport, in cui dirò per esempio che lo sport è inclusione, lo sport supera le barriere anche fisiche e mentali, lo sport è aggregazione, socialità, lo sport poi, lei, voi, molti mi portano a parlare delle Olimpiadi, che sono l'acme della pratica sportiva, il punto di arrivo. Gli atleti che vanno alle Olimpiadi e che prendono le medaglie ne hanno due, non una, quella che mettono al collo sul podio e quella di innescare il meccanismo virtuoso della pratica sportiva, perché i ragazzi e le ragazze, i giovani, i bambini, vedendo i nostri grandi campioni, si innamorano dello sport e vengono assaliti dalla voglia di fare sport, e noi, mondo dello sport, siamo pronti ad accoglierli. E quindi, dicevo, lo sport è anche difficile da definire perché ha tante sfaccettature, ma quello della... poi l'ha inventato lei, lo slogan senza barriere è uno slogan che funziona, nel senso che noi accogliamo tutti, oltretutto il Veneto è regione leader nella sinergia, collaborazione e progettualità comune tra CONI e CIP, perché noi vogliamo che lo sport anche se non piace la parola a lei, ma la usa Pancalli, della disabilità, del diversamente agili, come dice lei, con quello degli sport dei normodotati, devono integrarsi, devono diventare una cosa unica affinché non ci siano le società di un tipo e dell'altro tipo di sport, ma nelle stesse società convivano i due aspetti della pratica sportiva per una vera e pratica integrazione. Molto chiaro, grazie Presidente Ponchio. La domanda al Presidente Kerr invece è questa: grandi alberghi lussuosi, palestre all'interno di questi alberghi, spa non parliamone, si tiene in considerazione poi che queste palestre, questi luoghi meravigliosi, queste spa devono essere all'altezza di tutti, oppure si fa ancora fatica a investire su quella che dovrebbe essere una priorità? Prima di tutto, lei sorride e mi viene da piangere, Presidente, perché so com'è la situazione, perché qualcuno ancora non ascolta, cioè si privilegia il normodotato, il massimo comfort normodotato, senza tenere in considerazione che anche i normodotati all'improvviso possono avere dei problemi e diventare diversamente agili. Questo che forse qualcuno non riesce a capire. Anche un incidente qualsiasi, in quel momento devo usare la carrozzina, ho prenotato le vacanze, ho prenotato tutto, se non ho l'albergo, l'hotel con questa attrezzatura e la disponibilità, dove vado? Prego, Presidente. No, tocca un argomento, Mirella, che veramente è un argomento molto caldo e anche molto triste, perché purtroppo partiamo da molto indietro, cioè fino a poco tempo fa questo argomento non era nemmeno presente sulle tavole di discussione, cioè qualsiasi tipo di investimento veniva fatto, e parlo del nostro settore, dove voglio dire non c'era nessun tipo, anche chi voleva farlo non aveva la possibilità perché non c'era nessun tipo di vantaggio, nessun tipo di aiuti per realizzare, diciamo, anche delle strutture per i diversamente agili, come oso definirli, no? E quindi veramente l'impresa non se n'è mai occupata. Io credo che se andiamo a vedere il panorama della nostra provincia, ma anche quello regionale, strutture che hanno una sensibilità o diciamo hanno voluto creare qualcosa di diverso, che sia
della famosa cosiddetta una camera al piano per i disabili, che è già una grande cosa, andare a pensare anche che ci siano delle cose per i disabili, delle attività extra, quindi parliamo di palestre, parliamo di centri benessere, parliamo di altri servizi che le strutture più importanti possono dare, veramente non è nella mentalità e si parte veramente dall'anno zero. Il fatto delle Olimpiadi, come stavo sottolineando prima, forse questo sta suscitando una sensibilità e noi come Federalberghi siamo assolutamente in prima linea per cercare di coinvolgere e di spiegare l'importanza di questo evento a tutti i nostri associati, per andare a capire per due ragioni. Primo, perché voglio dire, o hai questa sensibilità o ti avvicini. Noi per esempio in Sogeti da anni sponsorizziamo una squadra di pallacanestro in carrozzina e siamo contenti di poterlo fare e l'abbiamo dentro perché ci piace e siamo stati abituati a fare questo tipo di attività anche per i meno, diciamo, e in più perché saremo la vetrina del mondo, quindi essendo la vetrina del mondo non possiamo permetterci di fallire questo obiettivo, quindi voglio dire è nel focus del primo piano, anche se come dici tu Mirella siamo molto indietro. Allora, sa perché siamo molto indietro, Presidente, a mio avviso, poi vorrei sentire anche il parere del Presidente Ponchio, perché le persone che dovrebbero partecipare a questi tavoli di concertazione, compresa la Federalberghi, ma non perché ci sono le Olimpiadi, come dice lei bisogna partire da molto lontano, non sono mai stati invitati. Perciò si divide sempre questo mondo in mappe. Allora c'è la mappa politica, c'è la mappa delle associazioni, c'è la mappa dello sport, c'è la mappa del commercio, c'è la mappa dell'artigianato e ognuno si fa il proprio percorso. E attorno al tavolo dove dovrebbero essere sedute tutte queste mappe che ho elencato per cercare poi di tirar fuori qualcosa di buono, di concreto, di positivo, perché io sono convinta che più idee facciano nascere un progetto vero, valido, che si può realizzare, non viene fatto. Perché di mezzo c'è sempre il business e questo business è nelle mani di qualcuno, per pochissimi, a dispetto di molti che poi ne pagano le conseguenze, che sono i fragili. Questa è la verità. Lei ha ricordi di essere stato invitato in manifestazioni importanti prima che venga fatto questo da amministratori locali, provinciali, regionali, nazionali? Presidente No, mai, sicuramente mai, non c'è la sensibilità, assolutamente condivido. Non c'è sempre stato, siamo sempre parlati di un popolo di serie B e non è così e non deve essere così. Presidente Ponchio, ecco, questi tavoli dove anche lei qualche volta non è stato neppure invitato, perché bisogna anche dirlo, l'ha detto anche qua, a livelli regionali parliamo, no? È il presidente del CONI del Veneto. Cioè forse qualcuno non capisce che il politico passa, lo sport rimane. E questa è una cosa che qualcuno dovrebbe capire. Farò fatica adesso, ma prima o poi ce la farò, perché questo politico che non capisce andrà anche a casa, o i vari politici andranno a casa, ci sarà un ricambio nella storia anche politica. Però lo sport rimane, anzi si migliora, guardate le medaglie, abbiamo battuto addirittura Tokyo, 41 medaglie, normodotati 71 diversamente agili. Cioè vi rendete conto cosa siamo riusciti a portare a casa? E perché? Perché questi ragazzi se ne infischiano della politica, di tutto quello che è negativo e guardano il positivo, sono ottimisti e ce la mettono tutta e dicono guarda qua cosa sono riuscita a fare, chi? Ma come il paese, come ha detto Galliera Veneta. Ma quando mai sentiamo Galliera Veneta? Ma tutti partono, Presidente Ponchio,
da piccole realtà, da piccoli paesi, perché è facile, come dice lei, Olimpiadi, ma da dove è partito il grande campione? Dalla piccola società, dove lui ci ha messo l'anima per riuscire. E stanno ancora languendo le piccole società che sono allo stremo delle forze, con le famiglie che non riescono più a pagare neppure lo sport. Io ne so qualcosa perché devo pagarlo io, perciò pensate voi al Banco Solidale, perché è giusto che questo ragazzo non si senta escluso. Ecco, Presidente, forse è questa la forza dei giovani e dello sport, credere in se stessi e in queste discipline. Prego. Beh, questa è la forza dello sport, quindi la ringrazio. Lei ha fatto come si può dire, una ringa molto azzeccata a favore dello sport, dei valori dello sport. Poi, quando vengo ingaggiato per parlare di Olimpiadi, io sono stato a 6 Olimpiadi, ho partecipato da dentro al villaggio a 6 Olimpiadi, quindi non è che non le conosco, ma il mio ruolo attuale prescinde dalle Olimpiadi. La mia competenza, il mio goal, il mio obiettivo è portare ragazzi a fare sport, lo sport di base, che è la base su cui poi si raggiungono anche i risultati olimpici. Però io devo dire 2 precisazioni. Primo, che per le messe a norma la Regione Veneto in modo straordinario, e fino all'anno scorso anche qui io contestavo la Regione Veneto perché era poco generosa per lo sport, quest'anno ha aperto i cordoni della borsa. Non so porta bene Sveglia Veneti, Presidente, è bene che parlare porta bene, bisogna anche parlare. Non credo per merito solo nostro, ma perché hanno trovato anche il gruzzolo, hanno messo più di 20 milioni per la messa a norma degli impianti e quindi c'è la possibilità di farlo. Per quanto riguarda Milano Cortina, dove io sono accessorio e non faccio la battuta come quelli del bagno, però l'ho fatta, sono stato convocato insieme a Vilnai 3-4 volte per le barriere architettoniche negli impianti sportivi, quindi il focus sul problema dell'accessibilità degli impianti per tutti è stato messo bene a fuoco. Non so come vadano avanti i progetti e l'unico coinvolgimento che ho avuto come CONI e non ne soffro perché le Olimpiadi sono competenza di Malagò, del CONI 1, noi siamo CONI 2, quello di servizio e al servizio del mondo dello sport e di questo mi occupo meno peggio possibile, però siamo stati convocati 3-4 volte nei tavoli appunto per le barriere architettoniche negli impianti, che non sono gli alberghi, le strutture alberghiere e ricettive, ma negli impianti l'obiettivo è ben chiaro. Perché ci sono ancora? Perché ci sono ancora e quindi bisogna superarla, bisogna affrontare e superare il problema. Pubblicità. Se non ci vuole tempo. E siamo con Dino Ponchio, Presidente CONI Veneto, e anche Giovanni Cher, Presidente Federalberghi Treviso. Allora, Presidente Cher, come commenta le parole del Presidente Ponchio? Forse da questa mattina anche tra di voi magari vi scambio i numeri, vi parlate un po' di più, perché io penso che sia molto importante, ecco, conoscerci e capire veramente ognuno le potenzialità che può avere per riuscire anche in certe manifestazioni molto importanti, che devono coinvolgere tutti, però non che politicamente coinvolgono una parte, perché tutti sono in campagna elettorale, sa Presidente Cher. Io devo stare attenta quando mi muovo perché io sono molto attenta e vigile, perché non può passare anche lo sport e diversamente agili per il voto di qualcuno, no? Non ci sto mica a questo proprio strumentalizzazione delle persone per bene. Avete visto i volti di quelle persone che hanno vinto le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, ma anche solo hanno partecipato. Io ho visto solo facce pulite, belle facce che veramente ti fanno capire che il volto dello sport è ancora un volto bello. Perciò dobbiamo salvaguardarlo, Presidente, tutti assieme, facendo squadre e facendo proprio le barriere a chi invece vuole invadere il campo per la visibilità. Cosa ne pensa, Presidente Cher?
Ma intanto Mirella, sappiamo bene che in Italia la campagna elettorale è 365 giorni all'anno, tutti gli anni. Quindi voglio dire, da questo punto di vista da anni siamo così. Ma io cosa ne penso? Penso, e mi riferisco a quello che diceva prima il Presidente Ponchio, e sono molto contento di questa sensibilità rinnovata. Dico solo che per superare le barriere architettoniche, per fare dei lavori ci vogliono due cose molto importanti: il tempo e il denaro. Il tempo, oggi siamo tardi, manca un anno e mezzo, no? E se andiamo a vedere come siamo, abbiamo i progetti di viabilità che sono alcuni in corso e altri sono ancora in fase di definizione. Abbiamo alberghi che stanno ristrutturandosi per le Olimpiadi che sono ancora in fase di demolizione, e per fare un albergo ci vogliono minimo 3 anni. Quindi voglio dire, tante cose messe in piedi che non saranno pronte per le Olimpiadi. E allora io mi dico, per le Paralimpiadi che cosa avremo pronto? Porca miseria, siamo partiti tardi. Bisognava partire prima per tutto. Ovviamente il secondo aspetto è quello del denaro. Se alle aziende private non le aiuti e non gli dai un po' di, come si dice, di liquidità, semplicemente andare a superare le barriere architettoniche in un albergo vuol dire modificare gli ascensori, modificare le porte, cambiare gli accessi, creare degli scivoli, in montagna poi soprattutto dove voglio dire anche la natura geografica. Quindi io dico, bisognava sinceramente pensarci prima. Siamo in ritardo e almeno cerchiamo di dare e di continuare, è vero che c'è la sensibilità, ma di continuare a dare anche un aiuto, un rinforzo. Ben sono contento che la Regione abbia fatto questa mossa nei confronti del CONI, era una cosa dovuta, perché io credo che chi ama lo sport, io personalmente sono un amante dello sport, non debba avere distinzioni. Devono farlo tutti, perché lo sport fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene e si impara a conoscere gli altri, a rispettare gli altri. Quindi voglio dire, io credo che sia fondamentale svilupparlo e non creare delle diversità. Quindi voglio dire, proseguiamo su questa strada perché mi sembra importante. Allora direi alla regia di mandare le immagini di Sport Senza Barriere all'ippodromo Sant'Artemio per far capire l'importanza di quello che vedrete. Perché in questo meraviglioso spazio che abbiamo la fortuna di avere, perché non tutte le città hanno la fortuna di avere un ippodromo, si possono fare queste cose. E soprattutto una cosa che nessuno ha capito è che non c'erano diversamente agili, c'era lo sport. C'era lo sport che veramente dava il meglio di se stesso, c'erano le famiglie, cosa che si vede pochissimo, c'era quella bella gioventù che magari anche per la prima volta si avvicinava a certe discipline. Ripeto, tutto gratuito, ma soprattutto l'importanza di non vedere barriere. Ecco, nessuno si accorgeva di squadre che erano miste, diciamo così, perché vedevi lo sport, vedevi la disciplina che facevano. Io devo ringraziare il presidente Dino Ponchio, lui molte volte dice che è la Mirella, ma se non avessi avuto lui al fianco io non sarei andata da nessuna parte, lo dico sempre, sapete che io non faccio sviolinate, dico quello che è. Perché capite, avere il CONI al fianco vuol dire avere la spada. Avere una spada forte. Se io non l'avessi avuto al fianco certe cose non sarei riuscita a farle, certi campioni non sarebbero venuti, certe associazioni e società non avrebbero partecipato. Poi un delegato che nominiamo, anche Mario Sanso, che è fantastico perché riesce veramente a tirare i fili, a coordinare in maniera incredibile. Ma quanto è importante, ecco, vediamo le immagini, capire che se ci sediamo tutti attorno a un tavolo, anche con Care,
perché no, anche col presidente di Federalberghi, non solo di Treviso ma di altre realtà, forse qualcosa di buono viene fuori, visto che dobbiamo lavorare per il futuro, perché noi dobbiamo dare il futuro, eccoli qua, questi sono i ragazzi che dobbiamo dare il futuro, noi dobbiamo lavorare, questi non per i campioni delle Olimpiadi, sono già arrivati, è a questi che dobbiamo dare il massimo. Prego Presidente. Ma perfettamente d'accordo, Mirella parla come un libro stampato sulla promozione e la valenza della pratica sportiva, ma faccio un cenno personale, lo faccio quasi mai. Io sono stato a 6 Olimpiadi, ho girato il mondo facendo l'altro sport, quello dei metalli preziosi, quello della ricerca delle medaglie anche, e sono stato 22 anni a Roma, sempre in trasferta, e ho vissuto anni equivalenti in alberghi, quindi conosco bene la realtà alberghiera dell'Italia, di Roma in particolare, e un po' del mondo. È una realtà molto composita, ma complessivamente io mi sono sempre trovato bene. È una realtà di cui il mondo dello sport, di base in particolare, usufruisce costantemente, perché le trasferte nel mondo dello sport organizzato sono all'ordine del giorno. Tutte le settimane decine di migliaia di società, quindi vuol dire centinaia di migliaia e milioni di ragazzi e ragazze, si spostano per fare partecipare alle manifestazioni, alle gare, alle competizioni. Quindi il rapporto dovrebbe crearsi e essere anche simbiotico e collaborativo. Ricordo en passant che una delle manifestazioni più importanti, la chiamiamo l'Olimpiade degli Under 14, il trofeo CONI, che si fa ogni anno. Dovevamo farlo nel Veneto, ma ce l'ha scippato la Sicilia perché la regione è stata più generosa. Si svolgerà in Sicilia dal 5 al 7 di ottobre e porterà in Sicilia 4.000 ragazzi e 2.000 accompagnatori, 6.000 persone del mondo dello sport di base, under 14, che si muovono e vanno a fare anche le gare, ma l'obiettivo non sono le gare, l'obiettivo è stare insieme. Esatto, l'obiettivo è partecipare, condividere, socializzare. Allora Presidente Kerr, ecco, che ci fa una proposta al volo, ecco, lei sentendo queste cose, ad esempio, come Presidente di Federalberghi di Treviso, che appello vuole fare questa mattina? Ma allora, l'appello che voglio fare è sicuramente di dire alla Regione: dateci contributi che facciamo il prossimo anno, faremo l'evento della Sicilia, lo faremo in Veneto, perché il Veneto è un posto che ha tante capacità ricettive e ha anche tante strutture sportive. Adesso, per non essere, insomma, forse siamo fra le regioni meglio organizzate da questo punto, quindi voglio dire, chiamiamo la politica e chiediamogli che ci aiuti e ci dia quello che giustamente serve per fare un evento. Questo è l'appello che vorrei fare. Un altro appello che vorrei fare è quello di rivolgersi, una cosa importante che volevo dire: è stato rinnovato il contratto di lavoro per i dipendenti delle strutture alberghiere, proprio con l'intento di rendere questo settore più attrattivo, perché negli ultimi anni un po' di giovani se ne sono andati, perché da noi si lavora il sabato e la domenica, quando gli altri fanno festa. Adesso con un nuovo contratto di lavoro e tante più possibilità anche di tipo economico, speriamo di attrarre nuovi giovani, perché il nostro settore è un settore bellissimo, è un settore che ti permette di stare a contatto con tanta gente, di sviluppare delle sensibilità diverse, nuove, e anche di essere a contatto con lo sport. Sì, perché è vero, noi durante i fine settimana, in particolare a Treviso, sappiamo che è una delle capitali dello sport, ospitiamo tantissimi eventi sportivi di tutti i livelli. Allora sentiamo come commenta il Presidente Dino Ponchio rispetto alle parole che ha detto il Presidente di Federalberghi Treviso, Giovanni Kerr. Il prossimo anno la facciamo qui da noi, il prossimo anno ci sono anche le nuove elezioni regionali. Non si capisce ancora bene perché c'è una confusione totale, non si riesce ancora a capire, ma anche nel CONI presidenti che cambiano, che arrivano, che si ricambiano. Chissà perché nessuno vuole lasciare la poltrona. Sono tutti esausti, ma nel momento che uno può lasciare è incollato. Allora, Presidente, cosa dice, ecco, alle parole e agli appelli che ha fatto il Presidente Kerr? Grazie, il meno incollato di tutti sono io. Che sono un giovane presidente, anche se non sembra, perché sono al mio primo mandato. Ringrazio il presidente
Kerr per l'assist che mi ha dato. Noi abbiamo tutto, abbiamo know-how, capacità organizzativa, impianti, alberghi, strutture alberghiere per fare tutto nel Veneto. L'anno scorso abbiamo perso la corsa al trofeo CONI 2024 e ci mancava una piccola cosa, il budget. E quindi se qualcuno che può, Legacy, Regione, sarà più generosa, quest'anno potremo candidarci e portare a casa. Devo dire che il budget per fare questa gigantesca manifestazione, 4.000 ragazzi e ragazze che partecipano, insomma, è alto, siamo sui 3 milioni, il CONI ci mette circa il 2/3, il 60%, il CONI con i suoi... l'altro bisogna crearlo sul territorio con l'aiuto di tutti, anche abbassare i costi e delle manifestazioni e delle ospitalità, ma soprattutto le regioni e i privati sono chiamati a dare la parte fondamentale per far partire. Sarebbe bello portarlo qui, ma spero di riuscirci. Come minimo faremo quello invernale che ha costi più o meno dimezzati, quello lo portiamo a casa di sicuro, ma quello estivo è il bigliettino da visita. Comunque il CONI Veneto, che è di servizio al servizio del mondo dello sport, è a disposizione di tutti. Nel nostro sito ci sono tutti gli sportelli, i progetti che facciamo. Usciamo da un progetto che finisce domenica prossima in Prato della Valle a Padova, che ho titolato, abbiamo fatto noi, si chiama i Festival per lo Sport Veneto, in occasione del Veneto Regione Europea dello Sport. L'ho presentato alla Regione, l'ha supportato economicamente, è stata disponibile in 9 piazze dei centri storici delle città del Veneto. Ci siamo fatti vedere, abbiamo dato l'opportunità, come in altre occasioni, soprattutto in particolare quelle curate dalla signora Mirella in ippodromo a Treviso, abbiamo dato l'opportunità al mondo dello sport di base di farsi vedere fuori dei luoghi sacri dello sport, ma nel tessuto urbano, perché le città, i cittadini potessero vedere come lavorano bene e per fare promozione della pratica sportiva. Sa, Presidente Ponchio, cosa sto facendo? Penso anche da quando sono ritornata dalle ferie. Sto dicendo ai grandi imprenditori del nord-est, e non solo, che forse qualche yacht in meno e qualche palazzo in meno, visto che poi li tengono anche chiusi, forse, come dice lei, proprio cercare di capire l'importanza di aiutare concretamente, economicamente lo sport. Io penso che la salvezza delle baby gang, di tutti quei ragazzi che non trovano un percorso adeguato, forse grazie a questo sport che è entrato anche nella Costituzione nel 2023, pensate, qualcuno si è ricordato che c'è la Costituzione, che forse era una cosa da inserire, forse riusciremo a salvare tanti ragazzi, quei bambini che abbiamo visto. Se noi non diamo la possibilità di crescere, guardateli, queste ragazze, di trovare questi percorsi educativi importanti, forse non abbiamo capito niente. Siccome questi imprenditori avranno pur famiglie, nipoti, figli, cosa dice Papa Francesco? Chi ha tanto deve dare a chi ha poco, no? E siccome le società sportive, quelle piccole, sono là che ci sono i bambini, i ragazzini che crescono, ecco, forse diventeranno dei grandi campioni grazie anche all'aiuto di questi. Io sono convinto che se voi li chiamate, compreso Kerr, compreso lei, compreso quelli che sanno di cosa parlano, noi politicanti, quelli che sanno di cosa ha bisogno il territorio, forse riusciremo a portare a casa, come dice il Presidente Kerr, anche quello che al momento il Presidente Ponchio, siccome sa come vanno le cose, alla fine uguale vuol dire soldi, perché non c'è altro,
uguale soldi, forse riusciremo a fare questo. Cosa dice Presidente Kerr? Ed è vero che non si trova personale, invece lei sta dicendo una cosa importante, forse rivedere anche le paghe di queste persone, di queste cooperative. Ecco, inutile che uno scriva voglio la cameriera e dopo le fanno fare i letti con i materassi alto così, 20 letti. Ho avuto una che lavorava negli alberghi, Presidente, qui glielo dico, mica problemi a dirglielo a lei, dove ha detto ma come faccio a fare 20 camere che solo cambiare un letto ci vuole mezz'ora. Capisce tante cose da rivedere, perché anche là c'è il buono e il cattivo come dappertutto. Ecco, questa mentalità diversa, perché il giovane capisce, non è che non ha voglia di lavorare, deve essere intrigato e stimolato anche con un stipendio adeguato. Prego Presidente. E io ho voluto, buongiorno, su questo argomento tirar fuori e diciamo andarlo un attimino a sviscerare, perché crediamo sia un argomento importante, che chi fa le cose fatte bene è giusto che venga anche remunerato di conseguenza, e quindi fare le cose in una certa maniera anche. Quindi rinnovare, come in questo caso qua, il rinnovo del contratto di lavoro, vuol dire anche cercare di attirare i giovani. I giovani hanno assolutamente voglia di fare, però sono un poco, diciamo, viziatelli, come dicevo prima, lavorare sabato e la domenica, preferiscono stare con i propri amici, andare in giro, voglio finire alle 5 e quindi diciamo soprattutto in più col Covid abbiamo passato 3 anni drammatici dove, voglio dire, non c'era lavoro e quindi molti dei nostri dipendenti se ne sono andati, hanno cambiato settore, adesso man mano tornano, perché come dicevo il settore in particolare nostro è un settore bello perché ti permette veramente di aprire la mente, ti permette di conoscere un sacco di persone, di culture diverse, di modi di ragionare diversi, e conoscere gli altri vuol dire crescere personalmente, no? E quindi se noi facciamo tutto questo, io credo che diventeremo degli uomini migliori. Se impariamo a fare questo e cominciamo a distinguere quello che è bene e quello che è male, capiamo una delle cose di cui stiamo parlando, l'importanza dello sport. E quindi volevo appunto raccontare, approfittare della tua vetrina Mirella per raccontare di quello che sta succedendo e di quello che è successo pochi mesi fa nel mondo alberghiero. Una nuova competitività, una maggiore attenzione, qualche soldino in più, proprio per permettere alle risorse più interessanti e più volitive di poter tornare a lavorare in questo settore. Guardi Presidente, io non so come ringraziarla perché ha detto qualcosa che non si sapeva, stanno cambiando i contratti. Perché io parlo con questi ragazzi, al mare ci sono solo loro, in montagna ci sono solo loro, studiano, lavorano ed è giusto, come dice lei, se uno lavora bene, che abbia il diritto di essere pagato come dovuto. I nostri ragazzi vanno all'estero perché qui non trovano questi percorsi lavorativi facili, remunerativi, trovano veramente quella che sono i soldi per vivere, per sopravvivere. Perché vede Presidente Kerr, una volta il ragazzo o la persona andava a lavorare durante la stagione, vitto e alloggio erano pagati. Ecco, quello che prendeva era tutto suo e adesso devono pagarsi il vitto, l'alloggio con degli affitti incredibili, devono mangiare, devono vivere, perciò capisce che non è vero che non hanno voglia di fare niente. Sono ragazzi che hanno studiato, Presidente, e non vogliono essere strumentalizzati, vogliono quello che gli spetta di diritto, non è che chiedano la luna, chiedono quello che gli spetta di diritto, un lavoro e un contratto veramente equo in base a quello che fanno. Grazie Presidente Kerr. Presidente Ponchio, come ci saluta? Saluto ricordando un passaggio suo: lo sport è entrato in Costituzione con colpevole ritardo, ma è entrato. Adesso nessuno può nascondersi dietro un dito, soprattutto a livello pubblico ma anche privato. Aiutare lo sport adesso è un dovere per tutti. Capisco, tornando un attimo sul discorso degli sponsor che magari sono più attirati dalla squadra di Serie A eccetera, ma lo sport di base, anche per effetto perverso dell'applicazione della pessimissima, non esiste ma l'ho coniato io, legge di riforma dello sport sul lavoro sportivo, sta soffrendo e
le società sportive, per non morire, hanno l'unica alternativa alzare le quote di frequenza della pratica sportiva, e questo sta diventando un problema. Siamo già al più 20-25%. Non vorrei mai che si tornasse come ai miei tempi, anni 60, che fare sport lo decidesse il censo chi lo può fare. Quindi lo sport di base ha bisogno di aiuto pubblico e privato. Questo è l'appello che faccio io. Grazie anche a Dino Ponchio, Presidente CONI Veneto, Comitato Olimpico Nazionale, grazie al Presidente Giovanni Kerr, Presidente Federalberghi Treviso. Pubblicità. E presento un'altra graditissima ospite, abbiamo la dottoressa Gabriella Chiellino, amministratore delegato IMQ e Ambiente. Chi è questa dottoressa Gabriella Chiellino? Qualcuno se la ricorderà perché non è la prima volta che viene, qualcun altro no, perciò si presenti, dottoressa. Beh, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui perché c'è la grinta della prima mattina che carica energia a tutti in studio qui. Diciamo che il mio percorso professionale è stato sui temi ambientali, dove ci lavoro ormai da 30 anni, proprio quest'anno sono i 30 anni dalla laurea, e quindi sono dedicata a progettare soluzioni di riduzione così degli inquinamenti sia industriali che nei territori, e anche per ridurre i consumi energetici e sviluppare le fonti rinnovabili. E poi sono moglie, mamma, mi piace lo sport, mi piace anche la politica, ma si diceva adesso quella che si occupa della comunità, proprio per riuscire a vivere insieme tutti meglio e non in maniera individualista. Per cui insomma ci occupiamo tutti un po' anche delle comunità in cui viviamo e dove facciamo attività anche di volontariato. Ma dottoressa Chiellino, secondo lei questa comunità è giustamente informata? Sa di quello che si potrebbe fare anche energeticamente e di quello che magari non si deve fare? È informata su quello che è realmente l'ambiente e la cura, la protezione dell'ambiente? Io non vedo che c'è tutta questa informazione su una cosa così importante, perché ambiente vuol dire salute, benessere, e questo vuole dire perché i giovani si avvicinano all'ambiente e cercano di proteggerlo, scendono nelle piazze, ci mettono la faccia, delle volte anche con situazioni anche imbarazzanti, qualcuno dice ma cosa hanno fatto? Ma sono grida di dolore, alla fine non fanno niente di male perché si cancella, si pulisce, sanno cosa stanno facendo, però non hanno altra scelta per essere ascoltati. Perché vede, dottoressa Chiellino, loro non avranno la fortuna che abbiamo avuto noi di vedere certi animali, certi insetti, certi cieli, certi arcobaleni. Loro vedono un futuro molto incerto e lo hanno capito perché non sono dei sprovveduti. Sono dei ragazzi molto colti, molto sensibili, ai quali va tutto il mio supporto, lo dico sempre, e soprattutto devono avere il supporto della comunità che deve riuscire a vederli con gli occhi giusti. E come si fa? Grazie anche alle informazioni che sta dando anche lei. Bisogna fare informazione, noi abbiamo, lavorando appunto per il mondo delle imprese, per il mondo delle istituzioni, facciamo e abbiamo dedicato parte del nostro tempo a fare molta formazione. Anche nel tema energetico, nel tema ambientale stiamo lavorando anche con gli ordini professionali, perché tutta questa spinta verso anche l'efficienza energetica, le comunità energetiche devono avere anche dei tecnici preparati, oltre che famiglie e persone che nel vivere comune, per cui ci stiamo dando da fare molto, dedicando del tempo importante a convegni e anche a ore formative. E poi per i giovani, e te l'ho portato, abbiamo proprio l'altro anno avviato questo concorso sull'ecologia integrale che abbiamo portato alle scuole superiori, perché abbiamo anche capito che il sistema universitario prepara, avete visto anche le statistiche in questi giorni, nei primi anni di appena laureati vanno tutti all'estero, e per cui c'è la necessità di mantenere nei nostri territori anche giovani che si dedicano a questa prevenzione verso temi sì dell'energia, temi anche dell'idraulica, perché ci aspettano
periodi intensi di piogge, di siccità, di questo andare e vieni che ci preoccupa, e c'è bisogno di persone preparate nel territorio. E quindi abbiamo deciso di entrare nelle scuole superiori e lavorare con i ragazzi proprio sul tema dell'ecologia integrale, cioè sul senso di fare le cose, sul perché mi devo comportare in un certo modo anche nello stile di vita, proprio perché ha senso per la comunità. E quindi abbiamo fatto la prima edizione quest'anno che ha visto partecipare 300 studenti. Hanno fatto dei progetti innovativi con i nostri testimonial che hanno dato supporto, e la classe che ha vinto adesso passerà una settimana ad ottobre ad Assisi, anzi quando torna magari te la invito qui. Volentierissimo. E perché Assisi? Perché ad Assisi nel 1200 San Francesco aveva detto che acqua, aria, terra, fuoco erano sorelle e fratelli, non da aver paura ma da fare comunità. Quindi cercare di cambiare questo paradigma per fare qualcosa insieme di positivo, perché ha un senso fare per la comunità. Allora, prima avevo il presidente Dino Ponchio, il quale ha fatto un appello assieme al presidente Giovanni Cher di Federalberghi di Treviso, dicendo che il prossimo anno sarebbe importante fare questo unico avvenimento sportivo a livello nazionale qui nel Veneto. Quest'anno c'era scippato la Sicilia, perché la Regione Veneto non ha garantito un budget che permettesse di fare questo. Eppure abbiamo strutture, abbiamo tutto, ma la Regione Sicilia ha investito di più. Però io ho anche detto che la comunità è fatta di grandi imprenditori, specialmente qui nel nord-est, anche se non siamo più il nord-est di una volta, ma li abbiamo. E ho detto che se forse ci si siede attorno ad un tavolo con queste personalità, dove investono molto, per carità, ma ho anche detto se magari per un paio d'anni ma si prendono un yacht in meno, un quadro in meno o un palazzo in meno che poi sono chiusi e investono sullo sport, sull'ambiente, sui giovani, forse aiuteremo quei bambini che abbiamo visto. Vediamo le immagini di Sport Senza Barriere che hai mandato prima, per cortesia dico alla regia. Aiuteremo quei bambini, quelle famiglie a crescere in un ambiente sereno, in un ambiente veramente dignitoso, con scuole, palestre all'altezza della situazione, Sport Senza Barriere. Ecco, lei cosa ne pensa? Perché questi ragazzi, se tu li intervisti, sono molto informati. Quando si parla di energia, loro sanno cosa è un pannello solare, e forse il diversamente giovane ancora non l'ha capito, perché non riesce a gestire la tecnologia di informazione come fanno questi ragazzi. Ma loro sono intrigati da queste cose, sanno cosa dice Bebe Vio. Vorrei una palestra aperta a tutti. Non ci vorrà mica il mondo a fare questo. Ecco, queste divisioni anche nell'ambiente, nell'energia. Abbiamo sentito il tetto della piscina che è crollato a Castelfranco. Capisce, dottoressa, che anche voi dovete cercare di fare questi tavoli importanti, perché questo è ambiente. È ambiente. È sostenibilità. Allora, è sostenibilità. Tenete conto che per lavorare con i giovani, che anche per noi sono molto importanti, questo concorso che vi dicevo, abbiamo messo all'intorno, proprio ha aderito anche Confindustria Veneto Est, e questo concorso sta in piedi con i finanziamenti delle imprese. Perché le imprese oggi hanno, e soprattutto quelle del nord-est, io avevo fatto fare una ricerca quando ho avuto la delega per Confindustria sul tema ambiente e sostenibilità del Veneto, una ricerca sulle imprese del nord-est, e tutte avevano un'attenzione al territorio, magari facendo da dietro al supporto alle associazioni, alla squadra sportiva, eccetera. Per cui sicuramente intorno ad un tavolo, anche perché oggi hanno voglia di far vedere che ritornano questi, tra virgolette, guadagni nel territorio. Per cui io sono fiduciosa
fiduciosa. Io ho visto già da questo concorso che sono riuscita a portare a casa qualche decina di migliaia di euro che ci ha permesso di organizzarlo, di dare il premio alle scuole. I ragazzi hanno fatto progetti innovativi perché hanno una fantasia incredibile. Hanno fatto, già l'hanno fatta loro però, la bicicletta e attrezzature sportive che creano l'energia. Hanno fatto il tavolo che si illumina col fotovoltaico e con legno, è fatto con legno riciclato. Hanno fatto l'app per muoversi a scuola in maniera sostenibile al posto di avere tutte ste macchine fuori le scuole. Cioè i ragazzi sono pieni di idee. E io so che la sensibilità delle imprese del nostro territorio, ma anch'io come imprenditore ovviamente ho sponsorizzato e supportato il concorso, c'è. Bisogna dire quali sono le priorità dove investire per fare comunità, perché se ognuno lancia il proprio raggio non si riesce a fare una questione d'insieme, anche per dei ragazzi che si trovano in un ambiente, come dici tu, diverso da quello che abbiamo vissuto noi. Hanno tante possibilità, pressioni, devono saper scegliere. E il vivere insieme in queste situazioni qua, fare squadra per pensare dei progetti, li aiuta a talvolta staccarsi dalla tecnologia per vivere guardandosi negli occhi, vivendo insieme delle realtà come queste anche sportive. Lo sport fa parte dei temi di sostenibilità. Grazie dottoressa Chiellino. Allora saluto anche la dottoressa Paola Bortoletto, Presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, anche lei sempre presente quando Mirella chiama, perché sa che non è la visibilità che io cerco, ma l'obiettivo è quello di far conoscere l'importanza dello sport all'interno delle scuole a questi ragazzi. Ecco, io li ho visti anche domenica, ho visto le famiglie, dottoressa Bortoletto, questo mi ha allargato il cuore. Ho visto un ippodromo sempre più con tante persone, con tanti giovani. Ecco, forse un po' alla volta ci riusciamo, ecco, forse dobbiamo veramente capire l'importanza di dedicare e di intrigare questi giovani anche all'interno della scuola, una scuola che deve rinnovarsi anche con lo sport, perché come dice giustamente la dottoressa Chiellino, sport vuol dire sostenibilità. Prego, dottoressa Bortoletto. Buongiorno Mirella e buongiorno ai teleascoltatori. Sicuramente mi trovo d'accordo e ho sempre cercato appunto di coinvolgere anche le scuole, i colleghi, insomma, in questa apertura, ecco, perché l'attività motoria a partire dai più piccoli è fondamentale e per conoscere se stessi, quindi per crescere prima di tutto, e poi per stare insieme con gli altri. Certo, è fondamentale che la scuola non sia lasciata da sola, ma entri dentro a una comunità e insieme si possa lavorare, perché la scuola chiaramente ha degli obiettivi. Però se appunto l'ente locale piuttosto che l'associazione, piuttosto che l'imprenditore intorno a un tavolo si trovano degli obiettivi comuni, sicuramente poi le cose funzionano, insomma, ecco. Non a caso io ho degli esempi, insomma, ecco, quando ero nei miei istituti in cui la collaborazione con le associazioni sportive è stata fondamentale proprio per offrire ai bambini e ai ragazzi delle possibilità per poi continuare anche l'attività oltre l'orario scolastico, insomma, quindi dando loro la possibilità di scegliere e poi di avvicinarsi naturalmente con l'aiuto delle famiglie che devono accompagnare i ragazzi, i bambini, soprattutto quando sono più piccini, e poi i ragazzi a queste attività, insomma, ecco, non lasciarli soli. E sicuramente, ecco, è una possibilità che permette loro proprio di non essere solo immersi nella tecnologia, ma anche nella realtà. Poi non vuol dire che la tecnologia non possa essere usata anche nell'attività sportiva rispetto alla misurazione dei tempi, delle velocità, insomma lo sappiamo benissimo quanto è fondamentale, però appunto c'è anche la relazione, c'è il momento dello stare insieme che è fondamentale per la crescita sana dei nostri bambini e delle nostre bambine. Andiamo a sentire anche cosa ha detto l'assessore proprio alla scuola Gloria Sernagiotto proprio a Sport Senza Barriere domenica 15 settembre. Andiamo a sentire. Adesso parte, troviamo il servizio.
così anche la dottoressa Chiellino sente, e anche la dottoressa Bortoletto, quella che ha detto l'assessore Gloria Sernagiotto, perché sono state anche parole importanti, soprattutto è andata a trovare anche queste famiglie. Eccola qua. E siamo con l'assessore Gloria Sernagiotto, che anche quest'anno è venuta a salutarci perché era presente anche alla seconda edizione di Sport Senza Barriere. Cosa vuol dire per lei, assessore Sport Senza Barriere? Vuol dire inclusione, vuol dire sentirsi tutti parte di una comunità in cui la differenza, la diversità non è un limite, ma è anzi è una possibilità, un arricchimento, e queste giornate ci ricordano quanto è importante essere tutti uniti e dare l'opportunità a tutti di sentirsi parte attiva della nostra comunità. Un'altra cosa importante sono le fragilità che oggi sono presenti, non solo sport, non sono attività sportive, ma soprattutto anche attività culturali. Abbiamo i CEUD dell'ULSS, abbiamo tante associazioni di volontariato. Ecco, come vede lei queste associazioni che cercano di unirsi, anche se devo dire c'è tanto lavoro da fare, ma un po' alla volta ci arriveremo, proprio per far capire che l'importanza della squadra? Allora, assolutamente fare rete, io credo sia fondamentale oggi più che mai fare rete e mettersi in relazione tutte le attività del territorio, tutte le associazioni, e le amministrazioni comunali in questo vogliono essere parte attiva, non essere spettatori ma protagonisti di una costruzione di reti, di associazioni, di volontariato, di sport, famiglie. Noi dobbiamo essere tutti uniti mettendo al centro il benessere dei cittadini, e devo dire che senza il contributo delle associazioni tante attività non sarebbero possibili. Il volontariato è una ricchezza preziosissima per il nostro territorio, e noi siamo orgogliosi di tutta questa rete che si sta costruendo, rafforzando grazie anche al contributo di chi come Mirella cerca di portare avanti un lavoro fondamentale. Grazie, grazie veramente assessore Sernagiotto, e buon lavoro allora, e buona domenica, grazie. Allora, dottoressa Chiellino, che parole ha sentito dall'assessore Sernagiotto, questa giovane mamma, perché è venuta anche qui bambina, lei viene sempre con i figli? A condividere la giornata. Sì. Beh, diciamo che la parola che veramente ci sta accomunando è il senso di comunità e inclusione, quando invece leggiamo nei giornali molta divisione e separazione. Io sa che abito a Mestre e ieri sera ci siamo riuniti anche in un momento di preghiera per quel ragazzo che lo ricordiamo, che poi era vicino anche a dove abito io, che ricordiamo, che ha dato la propria vita, guarda, mi vengono i brividi, nel salvare questa donna che è stata scippata, e noi la dobbiamo vedere come un grande segno di altruismo, e in un mondo che ci spinge invece ad essere individualisti, a pensare a se stessi, a pensare al proprio, diciamo, giardino. Invece mi sembra che stamattina stiamo usando tutti in maniera molto forte la parola comunità ed inclusione. Questa è la grande sfida. Io penso che tramite lo sport, tramite fare anche il concorso, dietro c'è un'associazione che abbiamo creato, perché appunto le associazioni si muovono per creare relazioni, e questa sia la sfida, sia quello che ci attende di fronte a un timore di guerre, a un grande individualismo dove proteggiamo, ripeto, il nostro ambito. E dal punto di vista tecnico ogni tanto mi fa sorridere, perché la parola comunità è stata usata anche per l'avvio della comunità energetica, cioè mettere insieme l'energia. Anche il mondo scientifico l'ha chiamato comunità. Io penso che questa sia la sfida che ci aspetta adesso, è la sfida dell'immigrazione, cioè tramite lo sport con i ragazzi riusciamo a vincere anche quelle battaglie legate all'immigrazione, al colore differente della pelle, alle culture diverse, mantenendo la centralità della relazione. E questo è quello che dobbiamo insegnare noi adulti, che tante volte facciamo fatica, e che invece dai ragazzi impariamo in classe, nella scuola, e in questi avvenimenti, che riescono a stare insieme nella diversità. Cioè, come dicevi tu, non ci accorgiamo della diversità, né fisica, né dobbiamo fare quel salto culturale, sapendo che ci accomuna un'altra cosa a tutti noi, che è la parte spirituale, indipendentemente come la declini, e che quella parte spirituale ci permette di declinare nella nostra vita questa cura dell'ambiente, del territorio e delle persone che abbiamo intorno. Però questa
comunità energetica. Io ho avuto ospite anche Don Criveller che ha cercato e sta cercando, ecco lei lo conosce, sta cercando di fare questo a Treviso, però quando io ho parlato di questo lui giustamente ha detto andiamo piano, abbiamo mosso i primi passi, perché io sono convinta che non c'è stata adeguata informazione, io sono convinta di questo. Noi non riusciamo a capire perché nessuno ci spiega anche con una trasparenza, anche nel parlare, nel spiegare. Io ho avuto, lo dico diverse mattine, lo dico anche alla dottoressa Bortoletto, un luminare, e abbiamo parlato di diritto internazionale. E mi hanno detto, ma cosa parli di diritto internazionale al mattino? Lei non ha idea, le persone che hanno telefonato, diversamente giovani, ringraziandolo per quello che stava spiegando, perché nessuno capiva cos'era questo diritto internazionale, eppure lo sentiamo sulle guerre che viviamo tutti i giorni, però non spiegano mai, usano i termini che i tecnici conoscono, però a casa non riescono a capire. Capisci invece di questa importante comunità energetica? È importantissimo. Ma chi la spiega? Ecco, nelle scuole ad esempio viene spiegata la comunità energetica. Dottoressa Bortoletto, come commenta? Perché sono parole del futuro, vuol dire sostenibilità, ambiente, risparmio. Prego. Certo. Intanto è fondamentale sono fondamentali anche i media, anche la televisione per la divulgazione sia scientifica che appunto generale su alcuni temi che interessano tutta la cittadinanza. Perché noi dobbiamo, e a scuola si cerca, e adesso appunto sono state anche emanate le nuove linee guida, si cerca di lavorare sull'educazione civica come una appunto disciplina trasversale in cui tutti i docenti devono metterci mano a seconda anche delle loro competenze, da quelle matematiche a quelle scientifiche a quelle linguistiche, proprio per esempio l'inglese piuttosto che il tedesco, insomma poi le varie lingue, no, che vengono insegnate a scuola, in modo da come dire, dare ai ragazzi e alle ragazze, chiaramente a seconda dell'età, perché con i bambini bisogna fare un certo tipo di discorso, con i più grandi l'età appunto della scuola è molto ampia, per cui si va da quelli della scuola d'infanzia a 3 anni fino ai 18 per quanto riguarda appunto le scuole del primo e del secondo ciclo, senza parlare poi dell'università. Ma in questa fase è fondamentale che tutti i docenti da questo punto di vista devono essere formati. Ecco, adesso con queste nuove linee guida che naturalmente conseguono a quelle precedenti, quindi era già partito un grosso lavoro di appunto attenzione anche alla sostenibilità, anche all'ambiente. Ma coi piccolini, insomma, noi siamo uno delle province di ciclone, no? Si lavora fin da piccolini perché possano mettere nei contenitori adeguati del colore giusto le cose che devono essere gettate. Per cui ecco, è un percorso molto lungo che però, ecco, come si diceva prima, ha bisogno di tutti. Quindi le famiglie a loro volta devono entrare in comunicazione con la scuola e continuare questo percorso a casa, e lo stesso anche le associazioni, i comuni, cioè tutti quelli che ci sono intorno. Prima appunto c'era l'intervento dell'assessore Sernagiotto. Con lei, gli istituti comprensivi di Treviso, e adesso ci stiamo allargando pian pianino anche a alcune scuole superiori, abbiamo creato un accordo per la promozione della salute, e voi capite che nella promozione della salute ci stanno le associazioni, le attività sportive, proprio perché il movimento è uno degli elementi che porta a maggiore salute. Quindi insomma è un lavoro molto lungo, ma noi non siamo con le mani in mano, si cerca di andare avanti. Non è facile, ve lo posso assicurare, perché poi è più semplice, no? Entrare in classe e parlare solo di alcune cose, però è necessario per formare i cittadini. Allora, dottoressa Bortoletto, io volevo farle anche questa domanda, e la faccio molte volte ai miei ospiti al mattino, anche insegnanti. Ma se io non ho la fortuna di avere dei genitori, una famiglia che mi sostiene anche in questi percorsi di educazione civica, di informazione, io non vado da nessuna parte, perché la scuola non può sostituire la famiglia. Allora io faccio le 3-4 ore a scuola dove sono molto supportato,
Poi ritorno a casa e trovo il vuoto. Questo vuoto, come lei dice bene, può essere riempito, ma non lo facciamo ancora, dottoressa Bortoleto, lei sa come la penso. Io penso che dobbiamo veramente capire chi fa cosa, perché sennò se tutti facciamo tutto, questi ragazzi rimarranno sempre nel vuoto. Noi abbiamo tante associazioni di volontariato e tutti si fregiano, specialmente la politica, di queste associazioni, sono più di 7.500. Però troviamo il ragazzo che si suicida, troviamo il ragazzo che accoltella, troviamo diversamente giovane morto in casa, perché non li conosciamo, nessuno ci dà questi numeri. Io sto facendo un percorso con i responsabili di medici di famiglia per dare almeno l'elenco a loro delle associazioni di volontariato che possono aiutarli nel momento che hanno un caso da essere supportato. Siamo nel 2024, il dottor Gorini mi ha ringraziato perché ancora non ce l'hanno, nessuno gliel'ha dato. Allora nel momento che arriva il paziente che ha difficoltà, magari anche con i figli da portare a scuola, i nipoti, ci potrebbe essere il mondo del volontariato che lo supporta. Mi sembra che ne abbiamo eppure non si fa. Si parla ma non si agisce, si blattera ma non si fa nel concreto quello che serve. Allora, dottoressa Bortoleto, non le sembra che anche voi forse dovete smuovere? Perché adesso sa che abbiamo una bella cosa, dottoressa Bortoleto, l'ho detto, e lo dico anche alla dottoressa Chiellini, abbiamo il coltello dalla parte del manico, perché sono tutti in campagna elettorale. E siccome hanno bisogno di tanti numeri, perché la politica ha bisogno di tanti numeri, noi questa volta ce l'abbiamo. Allora cerchiamo di spingere sulle cose che servono, sulle cose che veramente fanno bene. Sentiamo questo servizio di quello che ha detto Mazzobel, questo tecnico di Special Olympics. Lo conosce, dottoressa Bortoleto? Sì. Ecco, sentiamo l'intervista, poi vorrei sentire anche la dottoressa Chiellino cosa ha avuto il coraggio di dire il dottor Mazzobel, ironicamente, ma ascoltate come vi insegna la Mirella, non sentite, ascoltate, sotto le righe dice tante cose. Andiamo a sentire. Un altro pezzo da 90 oggi qui al Podomo Sant'Artemio. Siamo con chi? Paolo Mazzobel. Ma chi è Paolo Mazzobel? Prego. Sono un insegnante in pensione, genitore di un ragazzo con sindrome di Down, referente regionale Special Olympics per la parte tecnica. Cos'è Special Olympics? Un nome importantissimo, magari qualcuno non conosce, prego. Semplicemente è un programma di attività motorie per persone con disabilità intellettive e relazionali che parte dal gioco, mira alle autonomie e all'inserimento sociale delle persone con disabilità. Allora Mazzobel, cosa vede? Cosa è cambiato in questi ultimi anni? Perché si è cercato di dare molto là a questi ragazzi, a queste famiglie anche fragili. Negli ultimi anni purtroppo, secondo il mio punto di vista, si è tornati indietro su tante cose e soprattutto i bisogni delle famiglie sono cambiati, i bisogni dei ragazzi sono cambiati e c'è bisogno di un'attività continuativa, soprattutto che abbiano un impegno costante e su attività che a loro siano gradite ed è difficile trovare poi le soluzioni, insomma, ecco. Cosa vuol dire la giornata di oggi, Mazzobel? La giornata di oggi è un richiamare le persone sulla problematica della disabilità, sull'inserimento delle persone. Però qual è il problema? Noi siamo qua, nessuno si è fermato a chiedere informazioni, quindi per me è un buon segno perché vuol dire che non ci sono più persone con disabilità. Ma forse è proprio questo, forse tante cose ma tante divisioni, tanti campanili, ecco forse dobbiamo unirci di più tutti noi a fare squadra, perché è questo che vuol dire con le sue parole, perché la gente non sa, non ci conosce, ecco questi spazi servono proprio a questo, a includere, a informare. Sicuramente questo è fondamentale, noi per esempio oggi abbiamo trovato collaborazione con la Treviso Women, abbiamo fatto calcio con le ragazze della Treviso Women insieme a noi e abbiamo scoperto che abbiamo più o meno le stesse problematiche. L'importante è incontrarci e conoscere. Trovarsi sempre e comunque al di fuori di ogni ideologia e soprattutto capire bene chi è il volontario e chi è la persona che da questo mondo trae, diciamo così, sostegno vitale. Grazie Mazzobel per le parole e soprattutto per la schiettezza col quale ha spiegato anche che forse dobbiamo fare più squadra tutti quanti. Grazie. Grazie a voi. Allora, dottoressa Chiellino, come commenta queste parole da persona sensibile qual è, ma soprattutto
per illuminarci che il percorso si può fare se lo facciamo tutti assieme, mettendo da parte i campanili, la politica, ma la comunità. Ecco, questo è l'obiettivo. Diciamo che la prima, lavorando anche noi, anch'io con gli adolescenti, la prima cosa che mi viene da dire è che tendenzialmente abbiamo imparato a ghettizzare i problemi, cioè a metterli a lato e a non volerli vedere, sia con chi ha figli problematici sia a livello comportamentale o d'altro. Per cui è fondamentale mettere sul tavolo la realtà. Qualche volta è difficile, non piace, però non possiamo, anche lo dico da genitore, molte volte cerchiamo di evitare i problemi o farglieli evitare e quindi rendere tutto più semplice. In realtà abbiamo sentito da queste parole che se si affrontano le situazioni, in questo caso anche con la creatività sportiva, si riesce a fare relazione e molte volte dai problemi e da queste relazioni si è anche più felici. Perché penso che condividere in una comunità le cose belle e quelle che sembrano meno belle aiuta a sentirci utile e dare un senso anche a quello che facciamo. Quindi sicuramente questi momenti di incontro sono fondamentali, devono continuare però, no? Quindi sarebbe proprio un sogno riuscire a mettere in relazione queste comunità. Dobbiamo portarlo in Veneto, ecco qua. Se no sono fatiche come raggi di sole che sperdiamo. Energie perse. Energie perse. E anche soldi persi, perché certo. poi non portano da nessuna parte. Certo. Dottoressa Bortoletto, come commenta? Intanto, col professor Mazzobel, io ho partecipato a un convegno sull'inclusione ancora più di 10 anni fa, quindi il tema era sempre forte e continuiamo a portarcelo, come si dice, quindi concordo che ci sono poi delle andate e dei ritorni, no? Non c'è stabilità e invece è necessario mettersi intorno a un tavolo. È faticoso, ve lo posso assicurare, perché non è che abbiamo tempi, no? Mettere insieme i tempi di tutti non è facile, perché magari il volontario lavora, quindi ha dei propri tempi, la scuola ha i propri, i comuni hanno i propri, quindi in realtà non è facile, però insomma il tentativo in alcune realtà è stato fatto, come facevo l'esempio prima di Treviso città. Però ecco, è giusto, è necessario arrivare a strutturare, a sistematizzare, a rendere la cosa che va avanti nel tempo e non appunto degli exploit, delle comete che passano, bellissime esperienze, ma sicuramente sono importanti queste giornate come quella appunto di domenica e secondo me vanno un po' ripetute nel tempo, ecco, non ogni giorno, ma insomma un po' regolarmente, in modo da tenere sempre vivo il tema. E poi ecco, mettersi intorno, capire anche le esigenze di tutti, perché a volte succede, no, che qualche associazione arriva dicendo: io propongo questo, scuola adattati. Mettiamo insieme, ci adattiamo insieme, non è così facile. Poi c'è il grande problema degli insegnanti, per quanto riguarda per esempio la disabilità, insegnanti di sostegno, soprattutto. Ferma, dottoressa Bortoletto, mi ha toccato un tasto a me. È un problema grosso. Ma è possibile, dottoressa Bortoletto, nel 2024 trovarsi ogni settembre che inizia la scuola con gli stessi problemi, specialmente per le fragilità? È possibile non riuscire a trovare un insegnante di sostegno che inizi l'anno e finisca l'anno con queste fragilità, che creare un fili è anche difficilissimo, ma soprattutto la scuola che parte sempre non con l'A ma col Do? Cioè, dottoressa Bortoletto, ma è possibile in tutti i mesi? Perché ho capito che c'è settembre, ma gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre. Possibile che non si riesca a trovare degli insegnanti che veramente, senza fargli fare lo slalom gigante super G, e trovare queste creature che magari riescono a trovare la luce
e all'improvviso si spegne perché questo insegnante deve cambiare. Capisce, dottoressa, che non ci sto più a queste cose? Ma cosa c'è? Mancano insegnanti, mancano qua, manca sempre tutto. Una volta eravamo noi in tanti, facciamo battaglie continue, Mirella. Sì, ma dottoressa, una volta eravamo in tanti, in 30 nelle scuole, noi avevamo insegnanti di sostegno, c'era una maestra che faceva i miracoli, si faceva ginnastica, si faceva la ricreazione, si faceva di tutto e di più. Adesso abbiamo tanto, non abbiamo neppure più bambini e ragazzi e non riusciamo neanche a fare questo. Cioè, dottoressa, c'è qualcosa che non torna su questa catena, Prego. Certo, la burocrazia che la scuola ha sempre più fagocitato è indecente ormai, perché siamo veramente alla frutta. Meno male che l'ha detto lei. Purtroppo noi dipendiamo da alcune regole che sono a livello nazionale, non possiamo decidere noi, no? Abbiamo proprio una burocrazia nella chiamata dei docenti. Adesso il ministro, c'è stata una legge proprio in estate per cui c'è la possibilità per gli insegnanti di sostegno che hanno almeno avuto 3 anni di insegnamento di sostegno, anche se non specializzati, per specializzarsi anche con delle nuove agenzie oltre le università, proprio per cercare di eliminare. Allora, gli insegnanti di sostegno sono nella stragrande maggioranza precari e questo è il problema grosso. Dobbiamo rompere questa precarizzazione, lo stiamo dicendo in tutte le lingue possibili, però ci sono i diritti, ci sono appunto le graduatorie, ci sono i sindacati, c'è un po' di tutto che blocca e vi posso assicurare che quello che è possibile fare nelle scuole si cerca di fare, però noi non possiamo saltare le graduatorie, non possiamo appunto, c'è adesso un'ulteriore possibilità non per quest'anno ma per il 25-26 che, superate tutte le graduatorie, se la famiglia chiede che rimanga un insegnante di sostegno che si è trovato bene nella scuola, il dirigente dà l'ok, può rimanere per un altro anno. Speriamo si possa trovare un equilibrio, ma non si può nemmeno illudere le persone perché non è così automatico. Ripeto, ci sono delle graduatorie e noi dobbiamo rispettarle per legge, non possiamo fare diversamente. Sì, dottoressa Sillino, prego. Posso dire questo, che è un'altra cosa che mi dà fastidio? Allora, ho sentito la parola precarietà e sento sempre la parola volontari nel sistema sociale. Ma dico, il sistema sociale non è fondamentale per il vivere, quindi io penso che bisogna anche lavorare sul riconoscere l'importanza dell'educazione e di queste associazioni a livello sociale. E secondo me in un bilancio regionale, anche già che si stanno togliendo sempre i supporti al sociale, quello che noi stiamo vivendo a Mestre, perché non abbiamo operatori di strada, perché non abbiamo non possiamo puntare solo sull'associazione, sulla precarietà. È da capire che senza questi argomenti, che sono il sociale e l'educazione, noi non stiamo costruendo un mondo verso la comunità. Noi stiamo ghettizzando e sperando che ci siano le associazioni. È chiaro? Quindi su questo argomento qua, il bilancio di una famiglia, e se la Regione Veneto è una famiglia, deve lavorare anche su un bilancio che sia supportare non i volontari, ma anche educatori che trovano in questo il loro lavoro bello. È bello seguire queste cose. Non possiamo solo pensare al pensionato, perché anch'io facciamo tutti fatica a trovare una persona che è under 60, ha bisogno di lavorare. Certo. Ecco, e quindi bisogna anche intervenire in questo ambiente qua, perché se no tutto il tema dell'associazionismo lo mettiamo in mano a persone che hanno già fatto una carriera lavorativa, ma noi abbiamo bisogno di persone che ci credano, e ce ne sono, e che la vedano come una prospettiva utile e lavorativa. Cioè precarietà e volontariato ci fa parte, perché la gratuità è fondamentale nella vita, è fondamentale. Però abbiamo capito che servono degli esperti, gente che ha studiato per gestire delle difficoltà. Il precario che va a scuola a fare l'assistente, non puoi buttare chiunque, c'è chi è portato e chi non è portato. Quindi su questo bisogna lavorare in maniera seria, educativa e lavorativa.
È quello che ha detto Oscar Ferronato, che ha un bambino diversamente agile con gravi problemi. Mio figlio deve essere accompagnato da persone competenti. Con quella sensibilità. Perché mio figlio se no rischia di morire. Certo. Attenzione a queste parole di questo papà. Mio figlio, se non c'è la persona competente che sa gestirlo, muore. Certo. Ma mio figlio deve andare anche a scuola. Mio figlio deve prendere il pulmino. Voi non avete idea delle battaglie che stiamo facendo anche con lui. Adesso gli ho affiancato un avvocato. Vediamo se riusciamo a trovare, con una moglie con problemi gravi di salute. Cioè, capite che Giorgio, che è questo bambino meraviglioso che abbiamo visto anche all'ippodromo, e lo dico alla dottoressa Bortoleto quanto bravi che sono i ragazzi invece, quando questo bambino che è molto fragile ha giocato a calcio assieme a loro e loro lo proteggevano. Loro avevano capito che c'era una fragilità. Vede, ci vuole uno Stato che protegge, ci vuole l'istituzione che protegge. Cioè, il fatto che abbiamo tutti un cuore grande per entrare in queste situazioni è bellissimo, ma non deve essere questa la regola. Perché se non trovano Mirella che li mette insieme quella domenica, dove sono queste persone? Per strada a gestire i propri problemi in maniera individuale. Quindi bisogna che la parte sociale, ed è la battaglia che bisogna fare in tutte le nostre province, perché ci sono delle situazioni che stanno peggiorando. Per forza, perché abbiamo in certe situazioni persone che dovrebbero cambiare lavoro. Forse anche la burocrazia cambierebbe, perché se uno sa fare bene il proprio lavoro forse non ci troveremo in queste condizioni. Dottoressa Bortoleto, io sono molto fiduciosa con i ragazzi, veramente io voglio che lei veda anche questo servizio, perché quello che sta passando non va bene, dottoressa Bortoleto. Voi dovete intervenire sui genitori, o capiscono o non capiscono, non possiamo più adoperare il grigio, essere buonisti, è una bravata. Andiamo a vedere cosa hanno combinato questi ragazzi a Roncade. Io ho visto questi ragazzi, erano 3 ragazze e un ragazzo in mezzo alla strada fermi con l'auto, il ragazzo che filmava e loro che ballavano, e quando passavano delle auto erano le 5:30 di mattina, quindi non è che passavano tante macchine, però rallentavano perché ovviamente erano proprio in mezzo alla strada e loro addirittura si buttavano sulle auto. È il racconto di una residente svegliata dagli schiamazzi dei 4 ragazzi che alle 5 del mattino facevano baldoria sfidando la sorte. Stavo dormendo e ho sentito degli schiamazzi, musica ad alto volume, ho sentito anche altri condomini che hanno aperto i balconi, facevano sceneggiate, una signora ha rallentato perché loro si sono messi davanti alla macchina. Questa mattina ore 5:30 mi stavo recando a lavoro e verso San Cipriano 2 ragazze in mezzo alla strada a ballare e sfidare le macchine in passaggio. Una spavalderia che poteva trasformarsi in tragedia. Schiamazzi, risate, sigarette in bocca, i balli in mezzo alla strada. È la scena che una cittadina di Roncade si è trovata di fronte alle 5:30 del mattino mentre andava a lavoro. La guida lenta data l'ora, ma comunque un potenziale pericolo per lei e per le ragazze che a centro strada si stavano divertendo non curanti del pericolo. È successo a Roncade, nella strada a tutte curve che porta alla frazione di San Cipriano. Una macchina di grossa cilindrata parcheggiata a bordo strada, le giovani poco distanti e un ragazzo che le filmava. La denuncia via social della residente che ha voluto avvertire anche i compaesani del pericolo in cui tutti potevano incorrere. Non vuole lasciare dichiarazioni, un tantam social fatto di commenti che denunciano la gravità del fatto, altri che sminuiscono la vicenda mera bravata giovanile. Con lei anche altri hanno assistito alla scena. C'è chi, svegliato dal rumore, si è affacciato alla finestra intimando ai giovani di mettersi in sicurezza e di andarsene. A nulla è servito. Scattata la chiamata ai carabinieri. Ho appreso anch'io da alcuni cittadini di quanto è successo questa notte. Domani sentirò le forze dell'ordine per capire, per ricevere quelle che sono le testimonianze dei cittadini e per capire chi ha commesso questo fatto tramite la videosorveglianza e lettura varchi che abbiamo a Roncade. Fatto che non sarà quindi lasciato passare in sordina, vuole andare a fondo il neoeletto sindaco di Roncade Marco Donadel nei giorni in cui la cronaca testimonia tanti giovanissimi vittime della strada. In questi giorni ci sono stati molti incidenti che hanno visto come vittime ragazzi molto giovani. Pertanto quella che può essere una bravata
può rappresentare un vero e proprio pericolo di vita per se stessi e per gli altri. Vi invito a amarvi di più e amare la vita. Allora, dottoressa Bortoletto, come commenta questo fatto increscioso, questi pochi ragazzi, ragazze anche, persone, io parlerei di persone, che tengono in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, i cittadini che hanno paura di uscire di casa, la scuola, gli insegnanti. Allora io ho fatto una proposta, dottoressa Bortoletto, e andrò anche dal prefetto. Questi ragazzi che passano il limite, non quelli che bene o male si può, quelli che passano il limite, noi li prendiamo e li facciamo fare scuola, lavoro, associazionismo e li mandiamo in Africa. Facciamo un bel viaggio pagato, visto che paghiamo anche le comunità dove vanno, che questi non si riprendono là di sicuro, glielo posso assicurare. E sa perché ho detto questo? Perché ho avuto una di queste ragazze, non sopra le righe, di più, famiglia, non sapevano più cosa fare, scuola, faceva di quelle cose agli insegnanti pazzesche. Il fratello, una brava persona, anche famiglia per bene, devo dire la verità, una mamma che tutti magari vorrebbero, lei invece, ma terribile, forse anche l'avrà conosciuta. Fratello aveva trovato del lavoro in Africa. Allora io ho detto, ti porti tua sorella, porti con te tua sorella. Dottoressa Bortoletto, questa ragazza, questo è l'esempio che io voglio portare, è stata via più di 5 mesi, 4-5 mesi, è ritornata, era un'altra persona, completamente un'altra persona. Era cambiata in una maniera che io ho detto, ma guarda che roba, la mamma, che cosa è successo? Capisce che forse dobbiamo prenderli? Perché, scusi, li portiamo pure in Inghilterra, in Francia, li facciamo vedere, allora li facciamo toccare con mano, naturalmente accompagnati da educatori, non è che vadano da soli. Ci sono fior di ragazzi nel mondo del volontariato con associazioni che li possono accogliere. Cito una, Paola Viola, ha detto li diano a me, li porto io con me, non c'è nessun problema. Forse dobbiamo fare questo, iniziare a vedere se riusciamo a recuperarne qualcuno in più. Perché se io li porto in comunità scappano, ritornano con i loro amici. A casa non c'è la famiglia, non è la famiglia che riesce a gestirli perché sono ingestibili. Guardate che li ho provati, lei sa, dottoressa, che ho cercato di coinvolgere tutti i sindaci, gli ho detto guardate che sono pericolosi, in tempi non sospetti ho fatto questi, ho radunato tutti i sindaci, c'era anche la dottoressa Bortoletto, no, non ci sto. E adesso vediamo come sono presi i sindaci. Allora, forse, se può, allora qualcuno mi ha detto, dottoressa Bortoletta, non si può fare perché i genitori non vogliono. Come non vogliono i genitori? Cosa vuol dire i genitori non vogliono nel momento che questo ragazzo ha commesso un reato molto grave? Cosa dice, dottoressa Bortoletto, se iniziamo a fare dei viaggi di rieducazione importanti dove veramente toccano con mano cosa vuol dire non aver niente? Niente. Prego, dottoressa, poi vorrei sentire anche la dottoressa Chiellino. È chiaro che purtroppo i genitori sono coloro che hanno appunto la patria potestà, e se si tratta di minori, se sono maggiorenni è una cosa, ma se si tratta di minori il loro consenso è fondamentale. Questo vale per tutti, per qualsiasi cosa, anche per una diagnosi di diciamo aggressività piuttosto che di non so, un ritardo. Se la famiglia non vuole firmare non c'è speranza. Però è vero che soprattutto se parliamo di adolescenti, qui siamo già con ragazzi abbastanza grandi, insomma, ecco, non parliamo di bambini e bambine, parliamo di adolescenti o preadolescenti, sicuramente trovare delle soluzioni che mettano insieme la famiglia, anche se non c'è, ma insomma che trovi la forza per dare un messaggio forte e appunto anche dare loro degli esempi
ecco, io non so se proprio l'Africa o anche qualsiasi, ci sono sì, certe ho detto l'Africa perché ho fatto questo esperimento con l'Africa, ma può per essere dire che ci sono esatto. certe periferie in Italia che se uno va a vederle, come dire, si fa le ossa, come si suol dire, no? Ecco, perché veramente ci sono situazioni molto difficili, sì, senza doverci allontanare, ma per carità, anche questo è un esempio. Sicuramente, ecco, l'adolescente va ascoltato, ma gli va data anche una regola. Ecco, questo è fondamentale, per cui questa potrebbe essere una regola, nel senso di dire se arrivi a superare il limite, allora bisogna trovare delle soluzioni alternative che non siano solo la comunità, ecco, giustamente. Chiaro che ci vogliono anche le leggi che aiutino da questo punto di vista, perché ecco perché no, se non c'è la legge il genitore può dire no, io non voglio. Quindi bisogna mettere insieme anche i politici perché trovino delle soluzioni che siano le migliori possibili. Allora, io ho avuto un giudice, il dottor Borile, che ho avuto ospite proprio la scorsa settimana. Quello ha detto una cosa importante quando abbiamo parlato di sport, visto che questa mattina abbiamo aperto con lo sport. La legge non prevede che obbligare il minore a fare sport, non lo prevede. La legge, no, se il ragazzo non vuole, non si può obbligare. Non è solo scritto a scuola fa attività sportiva. nella legge, non si può. Se il ragazzo si rifiuta, assolutamente no. Allora io mi sono permessa di dire a un'altra giudice donna: non si può obbligare, però voi lo obbligate a portare la borsa della spesa, a portare a spasso il diversamente giovane, che poi troviamo il ragazzo col telefono da una parte e il diversamente giovane su per una colonna da un'altra. Allora capisce che qua c'è la politica, è inutile che ce la giriamo, sempre là andiamo a parare. Allora se la politica non si mette in testa di dare delle regole precise a questi ragazzi che superano il limite, e abbiamo la possibilità di farlo anche con lo sport, perché voglio vedere se facciamo lavoro, scuola, lavoro, sport, se la sera hanno tutta questa voglia di andare alle 5:30 a buttarsi in mezzo alle macchine. Io vorrei provare a fare questo. Alla mattina studi, al pomeriggio fai sport e poi cosa fai? Fai qualcos'altro. Di gratuito. Di gratuito. Vediamo anche un'ora in un'associazione ogni giorno. È possibile che non riusciamo a fare questo? Quella Prego. cosa che hai detto prima è che andare in Africa vuol dire togliergli, ahimè dobbiamo riconoscerle, una comunità tossica da dove vengono, cioè è questo territorio che gli stai, tu hai detto li mandiamo in Africa perché non hanno niente, e questo è quello che sta succedendo, che noi gli stiamo dando tutto e che siamo noi i tossici per sti ragazzi, perché gli stiamo dando molto e gli stiamo togliendo tutto il senso di gratuità e responsabilità che possono avere, perché questi ragazzi, ha detto prima il sindaco, bisogna volergli bene. E io penso che tutti li amiamo. Il tema è riuscire a fargli capire il senso della gratuità e il senso della responsabilità nella relazione con gli altri, in una società che noi abbiamo costruito, la nostra generazione, che è tossica, perché li dobbiamo togliere da qui perché vadano in un posto dove non c'è nulla. Anch'io ho avuto la possibilità di viverlo in missione, e infatti quando vado nelle scuole, anche quando spiego l'ecologia integrale, gli dico: non è possibile che abbiamo un indice di abbandono scolastico sotto i 16 anni così elevato, in Italia uno dei primi stati in Europa come abbandono scolastico, quando se vi porto con me in missione in paesi in via di sviluppo, sti ragazzi vogliono studiare. È possibile? Allora vuol dire che noi abbiamo creato una comunità tossica sulla quale dobbiamo anche noi adulti fermarci e iniziare a togliere delle cose che non servono, perché tutto ciò che pesa non è necessario. Per esempio, io che sono un amante dei cammini, alcuni adolescenti anche sabato scorso 20 km a piedi con lo zainetto, fai la fatica, non hai il tempo di chattare con nessuno, ma parli durante il cammino. Queste esperienze le possiamo vivere anche qui, anche se siamo ormai una comunità che ha tutto, e che tutto, nel senso, poi c'è gente che inizia a non avere da pagare la bolletta, è un momento storico particolare dove dobbiamo stare uniti per risolvere i problemi. Sandra da Padova, vai Sandra, veloce perché sono in chiusura. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ciao. Io
sono d'accordo con tutte e tre, con te Mirella da tanto tempo, e devo dire che è vero, la politica deve muoversi con leggi, e i genitori che non vogliono, come diceva la dottoressa Bortoletto, perché sono minorenni, hanno la patria potestà, è vero, però allora bisogna sanzionarli. Cosa vuol dire? Devi dare una multa, che abbiano le possibilità, non abbiano le possibilità, tu li devi obbligare, perché la patria potestà vuol dire responsabilità. Tu sei responsabilità di tuo figlio o di tua figlia, dunque paghi te in denaro, ma anche con certe pene, perché a questo punto hai ragione, la politica deve darsi una mossa, ma dobbiamo darci una mossa tutta, e anche sono d'accordo con la signora che è di fianco, dottoressa Chiellino. Ecco, mi scusi signora, che è tossica, la società è tossica, è vero, l'abbiamo creata involontariamente, in buona fede, perché i tempi una volta erano diversi, non c'erano le possibilità, c'era molta miseria e si faceva i conti con la spesa, adesso facciamo i conti perché la crisi è incombente, e però bisogna che anche i genitori siano bravi a collaborare. Grazie Perché Sandra, purtroppo non ce la fanno certi genitori, non c'è niente da fare. Dottoressa Bortoletto, Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio, ho già forato. Dottoressa Bortoletto, ha sentito le parole di Sandra, come conclude? Concludo che sicuramente ci sono degli elementi importanti in quello che ha detto, però torna l'idea che insieme dobbiamo recuperare la relazione di tutti i diciamo protagonisti della comunità, a partire dai ragazzi, perché loro sono i primi. Ci sono delle potenzialità e vanno sfruttate quelle potenzialità, e poi se ci sono delle mancanze, queste vanno portate dentro alla regola, sicuramente. Questi ragazzi, anche le baby gang, dottoressa Bortoletto, io sono dell'idea che non vanno lasciati a casa, anzi vanno ancora di più inseriti nella scuola, non solo al mattino, a questi li farei fare il pomeriggio e anche le serali, visto che hanno sbagliato, a scuola non è mica la prigione. Allora fai così, perciò studia al mattino, studia il pomeriggio e studia anche alla sera, poi la mamma, il papà vengono a prenderti e ti portano a casa perché sono ancora preoccupata se esci che fai qualcos'altro, perciò ti vengono anche a prendere. Ma è possibile che non riusciamo a fermare questi 4 ragazzi? Perché poi alla fine, dottoressa Bortoletto, rispetto a quelli che si comportano bene, sono pochi. Ma è mai possibile che abbiano il coltello loro dalla parte del manico, che se ne fregano di tutto, che giocano con la morte? Poi questa povera donna, se investiva questa ragazza o questo ragazzo, pativa le pene dell'inferno. Vai a spiegare, tu che è stata lei che si è buttata contro la macchina. Capisci che non possiamo più andare avanti così, dottoressa? Ma quando vengono a scuola cosa dicono i professori? Hanno paura anche di parlare a questi ragazzi, perché tu non sai chi sono io e i miei genitori, la mia mamma e il mio papà, prendo l'avvocato, dottoressa, cosa dobbiamo fare? Sì, è vero, però ecco, diciamo che come dice il proverbio, no? Si sente più un albero che cade che non una foresta intera che respira, quindi è vero, i ragazzi e le ragazze, ce ne sono tantissimi che fanno il loro percorso pur con anche difficoltà, perché sono talmente persone tutte diverse, tutte differenti, che hanno un loro percorso anche accidentato, ma comunque che va avanti. Poi ci sono queste realtà, certamente l'adolescente fa gruppo e si sostengono a vicenda, quindi bisogna anche trovare dei modi perché questi gruppi si rompano. Vede che dobbiamo portarli via, perché siamo una società tossica, dottoressa, dobbiamo portarli via, li isoliamo da quello che è la tossicità. E l'altra cosa che ci tengo, già che io sono una famiglia affidataria, perché una bambina in affido, è che ci sono anche tante famiglie che potrebbero mettere a disposizione, perché una comunità sana, non tossica, ce ne sono nei nostri territori, mettersi a disposizione per proprio accogliere questi ragazzi che hanno problemi nella loro famiglia di provenienza, perché tutto il tema dell'affido, del sociale ha bisogno, perché la comunità non funziona, perché molte volte manca la comunità proprio familiare.
E allora anche alle famiglie che ci ascoltano, se sono famiglie che hanno la possibilità di supportare famiglie un po' più problematiche, che si mettano a disposizione. Io vengo ripeto, da una città che ha un centinaio di ragazzi in attesa di famiglie che li accolgano per vivere la positività di una famiglia, perché sono d'accordo con la professoressa che di famiglie sane o che cercano nelle difficoltà di ogni giorno di mantenere l'unità. Quindi mettiamoci a disposizione anche per accogliere questi ragazzi, mandarli sicuramente in zone senza niente, però anche fargli vivere una comunità familiare prima sana. facciamo quello e poi quando rientrano forse troviamo anche la famiglia affidataria, perché se ritorniamo nelle famiglie tradizionali abbiamo perso un po' quello che era l'obiettivo, fargli capire il percorso da fare per cambiare Però registro. a te ti lancio questa, in Lombardia c'è, in Veneto non c'è, la rete delle famiglie affidatarie, che sono riconosciute a livello regionale, mentre in Veneto ancora no, proprio per creare una comunità di rete, non singole situazioni, che si danno una mano nelle difficoltà di apprendere ragazzi che hanno difficoltà. Chiudiamo con la dottoressa Bortoleto, che sentivo voleva aggiungere qualcosa, prego. No, infatti sapevo anch'io della rete lombarda ed è importante perché proprio ci sono delle difficoltà anche nell'accogliere situazioni a volte difficili, di ragazzi difficili, no? Però sì, c'è la rete, e quindi anche questa è una proposta interessante da lanciare alla Regione, perché e quindi la politica si apra anche a queste possibilità. Allora prepariamo intanto la struttura per fare questo, perché ci vuole anche la struttura prima di andare in Regione. Allora strutturiamo questa proposta con nomi, cognomi, associazioni, e poi la presentiamo in Regione. Cosa dice dottoressa Chielino? Dottoressa Bortoletto? Certo. Perfetto, ci avvaleremo anche di questa associazione che c'è già, delle famiglie in rete affidatarie, così impariamo anche come si fa, perché bisogna anche capire come muoversi. Io sono andata in Lombardia a capire come funziona. E allora, visto che lei è già andata in Lombardia, cominciamo a strutturare questa cosa, va bene? Benissimo, grazie, grazie, pubblicità. Grazie a voi. E presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Simone Padoan, esperto di rapporti commerciali Italia, Cina, Asia, perciò sentiremo com'è la situazione anche dal suo veramente importante osservatorio. Vediamo se è collegato anche Claudio Grosso, sindaco di Quarto Daltino. Eccolo qua, lo vedo, grazie sindaco Grosso anche a lei di essere qui, però parliamo con la Cina e partiamo con la Cina. Cosa sta succedendo? Buongiorno sindaco. Dottor Padoan, di cui non si parla, non si sa niente. Noi sentiamo la Cina, la Cina, la Cina, la Cina, ma alla fine cosa sappiamo della Cina realmente? Cosa sta facendo la Cina? In realtà, ecco, uno dei problemi che in Italia si ha proprio nella conoscenza della Cina è che se ne parla poco, se ne parla male. Un po' è dovuto al fatto che si fa tanta politica perché la Cina è un paese lontano, quindi diciamo è facile utilizzarlo per fare proclami, però poi bisogna basarsi sui fatti, sui dati e sulle informazioni concrete. Un po' bisogna anche dire che sono pochi giornalisti italiani che sono effettivamente preparati sui paesi asiatici, non soltanto sulla Cina, e questo fa sì che gran parte degli articoli che vengono scritti sono molto approssimativi e hanno anche un difetto che applicano una mentalità, una cultura occidentale a dinamiche che invece hanno una matrice che è completamente diversa. Non è soltanto la Cina, voglio dire, anche se si parla di Corea piuttosto che di Vietnam, piuttosto che anche dello stesso Giappone, le cose vanno valutate con un attimino di prudenza. La Cina è un paese con il quale l'Italia ha necessariamente a che fare, non è una cosa che è lontana, è una cosa che fa parte del nostro giardino di casa, perché è un partner strategico per l'Italia. La Via della Seta. La Via della Seta sostanzialmente è un nome che è stato dato in un'epoca romantica nel XIX secolo, però è una via commerciale che è aperta ovviamente da tanti secoli, da prima ancora di Marco Polo, ed oggi
è stato inserito all'interno della dialettica del governo cinese per un po' chiamato Via della Seta, un po' chiamato Belt and Road Initiative, è sostanzialmente il nome con cui la Cina dà alla sua politica estera commerciale, che a seconda degli obiettivi dei paesi ha dei contenuti che sono diversi, non è una cosa unica, omogenea per tutti. In Italia, l'Italia ha nella politica estera una dinamica che è quella del pendolo. Si passa da un estremo all'altro e nei governi passati ci sono stati da una parte troppo slancio nei confronti della Cina e successivamente troppo allontanamento dalla Cina. Non ha fatto bene la prima, non ha fatto bene la seconda. In questo momento il governo Meloni sta cercando di ricentrare il rapporto con la Cina. È andata a luglio in delegazione a incontrare il suo omologo cinese e sulla base dei dialoghi che ne sono venuti fuori, che sono stati preparati da altre missioni precedenti, sono state messe in campo 6 intese diverse di cooperazione rafforzata con la Cina, perché l'obiettivo è quello di riuscire a trovare un equilibrio con questo paese che, lo ricordiamo, ha un tipo di ideologia di rapporto sfaccettato con l'Europa, perché appunto viene chiamato come un competitor commerciale, un partner su alcune tematiche, ma anche, diciamo, un avversario sistemico su alcuni aspetti che sono politici e di gestione della socialità, per esempio. Allora la Cina ha una sua componente interna politica che si muove in maniera diversa rispetto a quella dei paesi occidentali, soprattutto gestisce le cose in un ambito di pianificazione. La Cina non è un'economia di mercato, è un'economia di pianificazione, quindi ha dei cicli che sono quinquennali, che servono appunto per impostare quelle che sono le dinamiche strategiche, e già diversi anni fa, quindi già 2 o 3 piani quinquennali fa, la Cina ha cominciato a identificare delle linee strategiche e su quelle persevera. Perseverando nel tempo, a differenza di altri paesi, riesce ad ottenere dei risultati, per cui si inserisce in un contesto internazionale facendo delle pressioni che magari gli altri paesi che hanno tergiversato, come è successo in Italia e in Europa, poi finiscono per subire. Bisogna trovare un equilibrio, quindi da una parte non è vero che la Cina è tutta cattiva, fa delle cose, sono importanti, ci sono delle cose che sono problematiche, ci sono invece delle cose che sono anche a beneficio della comunità internazionale. La Cina è una delle grandi economie che sta sostenendo il protocollo di Parigi, che se ne dica, invece gli Stati Uniti no, per esempio. Dall'altra parte però l'inserimento, la sovrapproduzione, la sovraccapacità che la Cina ha rappresenta un problema sul sistema economico e anche sul sistema sociale internazionale, perché si parla di lavoro e di calo di lavoro nei nostri paesi. Quindi bisogna effettivamente prepararci noi ad avere una politica che ci permetta di affrontare questo paese con cognizione di causa. Lei ha detto una cosa importante, ha detto l'America, ha nominato l'America, ha nominato la Cina. Ma allora, in questo momento, dottor Padoan, l'America sta combattendo con la Russia o con la Cina? Allora, questa è una bellissima domanda di geopolitica che richiede un intero trattato, però diciamo che quello che sta succedendo a partire dal 2009-2010 è che tutto il mondo sta cambiando i suoi assetti, i suoi pesi e contrappesi, no? Siamo passati fino agli anni 80 ad avere un mondo bipolare, no? C'era l'Occidente e c'era la Russia. Poi siamo arrivati ad un periodo in cui sembrava che non ci fossero più i poli. No, c'erano gli Stati Uniti, c'era una comunità internazionale, c'era l'Europa che si stava creando, era un momento molto positivo di crescita, in cui sembrava che finalmente, per esempio, l'economia stesse vivendo un momento di calo della presenza della politica, invece di maggiore libertà, di maggiore anche democrazia, perché di fatto, voglio dire, quando la popolazione comincia a vivere meglio, comincia anche a partecipare alle decisioni, un po' tutto il mondo. La comunità partecipa. La comunità partecipa. Poi invece nel 2010 le cose si sono complicate. C'è stata una grande crisi economica mondiale
che non è stata la crisi dei subprime, è stata sostanzialmente il momento storico in cui il PIL dei paesi che si affacciano al Pacifico ha superato in maniera irreversibile il PIL dei paesi che si affacciano sull'Atlantico. Cioè l'asse mondiale economico si è spostato dall'Atlantico al Pacifico e questo è un terremoto. Sulla base di questo terremoto i blocchi economici hanno cominciato a riposizionarsi e non sono più due blocchi, sono tanti blocchi, perché ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Europa, c'è l'India che fa parrocchia a sé stante, c'è la Cina che sta cercando di diventare un aggregatore all'interno del Pacifico, però all'interno del Pacifico ci sono dei competitor diretti, il Giappone per esempio, piuttosto che la stessa Corea del Sud. E quindi è diventato un mondo multipolare e i sistemi multipolari sono instabili per definizione. Essendo instabili per definizione, quello che è successo è che per più di 10 anni la Russia era completamente sparita dalla cartina geografica. Quindi oggi non sono gli Stati Uniti che combattono la Russia, è la Russia, un certo tipo di Russia, che ha scelto un certo tipo di approccio che noi occidentali, che noi europei non condividiamo, per sopravvivere a se stessa. Questa è una dinamica storica. Da cosa lo si vede? Lo si vede dal fatto che ha scelto di fare un'operazione, quella di un'invasione di un paese sovrano, tecnicamente non in guerra, quindi di fatto ha deciso per necessità politiche interne, per necessità economiche interne, ricordiamo che l'Ucraina è un paese ricchissimo di risorse, però l'ha fatto. E questo e l'ha fatto in un periodo storico in cui sembrava in cui l'Unione Europea fosse ai minimi storici, perché voglio dire, aveva appena perso il Regno Unito, c'era appena stata l'amministrazione di Trump che sostanzialmente un po' di botte l'Europa gliele aveva date, anzi anche un pochino di più, di un po'. E quindi sembrava che questa Europa fosse ormai ai minimi termini, possiamo anche cominciare a crearci uno spazio, no? Però è stata una reazione tipica di un governo che in realtà è forte da un certo punto di vista, ma debole dal punto di vista economico, dal punto di vista di una presenza internazionale. Molto debole. Allora sentiamo anche Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino. Perché l'ho messo vicino a Simone Padoan? Perché Quarto d'Altino vuol dire Venezia, la Serenissima, Venezia è data là. Ecco, c'è questo museo importante, bellissimo, e vorrei capire anche che numeri fate, ecco, perché noi chissà andiamo a vedere le palme e le Hawaii, magari non siamo mai andati a Quarto d'Altino a vedere la storia della Serenissima, di Venezia, ecco, e soprattutto i giovani ragazzi sono intrigati alle loro origini, alle loro storie, alla loro storia veramente che è quella che ha le radici poi anche di loro. Cosa dice Sindaco Grosso anche in merito a questa esperienza che stiamo facendo, anche con conoscenza di quello che ha detto Simone Padoan? Prego. Beh, allora, intanto buongiorno a tutti. Il sistema direi che è complesso, parlando di geopolitica, come diceva il suo ospite, e facciamo intervenire anche la questione economica che un po' la condivido, diciamo che la sposo, anche se stiamo parlando ormai di globalizzazione. Ormai i nostri confini, vuoi internet, vuoi i computer, vuoi le reti televisive, ormai siamo collegati col mondo intero. Quindi è normale che determinate anche nazioni si facciano delle domande sul fatto che magari altre possano stare meglio, e quindi questo crea anche degli attriti sia interni, volti chiaramente, è anche logico aspettarsi questo, che tentino di migliorare la propria situazione economica, con tutti i risvolti e le conseguenze che ne derivano. Riguardo alla domanda che mi faceva lei, oppure delle considerazioni in merito al fatto di Venezia, che sappiamo benissimo che fin dalla Serenissima c'erano dei rapporti con la Cina, e il tipo di rapporto che hanno i giovani con la propria terra, l'esperienza che ho vissuto io e che sto vivendo ormai da 9 anni è che, parlando anche del museo che abbiamo qui a Quarto d'Altino, che è un museo nazionale, sui numeri devo dire che sono bassi. Dal mio punto di vista, ed ho già in altre situazioni sottolineato che sento un ritorno, un eco. No, noi sentiamo bene, Sindaco. Ah, ok, chiedo scusa.
I numeri non sono altissimi, però credo che tutto ciò dipenda da una gestione che in più di un'occasione ho sollevato e ho riscontrato qualche malumore pensando che magari non capissi determinate dinamiche, ovvero noi abbiamo questo museo, però sono circa 40 anni che le aree esposte alla visita dei turisti sono circoscritte, sono sempre le stesse. Mi sono ripetuto che l'unico sistema per aumentare il numero di turisti e il numero di visitatori è quello di scavare. È chiaro che ci possono essere problematiche di natura manutentiva riguardo agli scavi e bisogna fare delle protezioni, però non si possono solamente acquisire, parlo della sovrintendenza, terreni per poi lasciare i reperti lì sostanzialmente. Bisogna renderli visibili. In tanti altri paesi del mondo, se hanno un angolo, una pietra storica, la valorizzano, la pubblicizzano, la promuovono, e noi sembra che quasi vogliamo tenerle nascoste. Ma questo riguarda una parte un argomento che è il turismo. L'avvicinamento dei nostri giovani al museo è abbastanza debole, pur nonostante che noi come amministrazione, insieme alla Proloco, piuttosto che insieme ad altre iniziative alle quali abbiamo aderito, mi riferisco ad esempio all'ultimo in ordine cronologico, ad Urpact, in cui abbiamo partecipato a un bando con altri 10 paesi, 10 comuni di 10 paesi d'Europa aderenti all'iniziativa, alla promozione di luoghi di rivitalizzazione attraverso il passaggio green, piuttosto che la riqualificazione di alcuni centri urbani magari non utilizzati oppure magari depressi. Nonostante queste nostre iniziative, comunque la risposta è debole. Parlo della risposta sui giovani. Vedo invece che un ritorno maggiore ce l'abbiamo su una categoria di persone da un'età medio-alta che si avvicinano a quella che è la nostra storia, le nostre tradizioni e il voler conoscere il proprio territorio. Noi ci inseriamo in un contesto di Venezia dove chiaramente Venezia la fa da padrona, cioè Venezia fagocita. Noi prima del Covid avevamo circa 220.000 presenze l'anno, adesso stiamo arrivando a 170-180.000, quindi siamo ancora un po' indietro, però del lavoro ce n'è da fare, lo stiamo facendo e spero che con tutto quello che abbiamo messo in atto non solo ritorniamo ai numeri precedenti, ma partecipando anche a un'altra serie di iniziative come quella che stiamo facendo insieme ad altri comuni dell'entroterra trevigiano, quindi ci collochiamo tra Venezia e Treviso, creando un cuscinetto perché l'obiettivo è quello di creare un marchio d'area in modo tale da trattenere i turisti e soprattutto anche rendere maggiormente, enfatizzare maggiormente quelle che sono le nostre tipicità e le nostre radici e il nostro vivere nel territorio. Tutto questo partendo, come parlavate voi all'inizio, parlando della Cina, poi col ritorno sul territorio nostro. Eppure la Cina, qui passo al dottor Padoan, è arrivata a Venezia, cioè, abbiamo visto cosa è successo a Venezia. In piazza San Marco noi trovavamo, invece di trovare i merletti di Burano o i vetri di Murano, trovavamo il Made in Cina. Tanto è vero che io non sono per i cinesi che sono venuti qua, sono i veneziani che sono andati là. Appunto, parlo di anni fa, dove io ho trovato scandaloso questa cosa, tanto è vero che Burano e Murano sono in sofferenza, si sta chiudendo tutto, nel silenzio di chi doveva, come dice lei, prendere provvedimenti. Mi ricordo anche quando ho letto che Marco Polo, quando incontrava i giovani, la domanda era: non dirmi che scuola hai fatto, dimmi cosa hai visto.
e questo la dice lunga su quello che vuol dire aprire le menti. Allora, dottor Padoan, forse abbiamo temuto di più il colore nero che il colore giallo. Il nero fa paura, il giallo non fa paura, e il giallo invece è quello che veramente ci sta accerchiando dappertutto, anche con mezzi e soprattutto possibilità economiche incredibili, ma soprattutto con questa potenzialità di numeri di persone che ha. Noi non le abbiamo, noi abbiamo la denatalità. No, anche lì bisogna un attimo un po' mettere ordine su questa visione. E l'ho invitato apposta. Perché sostanzialmente la Cina ha fatto bene a fare l'esempio dei vetri di Venezia. Non è stata la Cina che è venuta in Italia a vendere i suoi vetri, sono i veneziani che sono andati in Cina a comprare il vetro dai cinesi, anzi a farglielo produrre. Che è la cosa ancora più grave, prima non lo producevano i cinesi. Da dove viene fuori questa dinamica? Viene fuori da una Venezia che ha sfruttato la sua rendita di posizione, tanto vendiamo quello che capita ai turisti, cosa vuoi che ci capiscano, e dall'altra parte una politica di apertura che è stata chiamata così da parte della Cina, dove l'obiettivo era quello di industrializzare il paese, quindi far arrivare capacità produttiva all'interno del suo proprio paese, ma non aveva una politica estera attiva nei confronti di quello che gli stava intorno. L'importante era, in quell'epoca lì, storica della Cina, stiamo parlando degli anni 90 fondamentalmente, era aumentare la ricchezza del paese, aumentare il benessere della popolazione. E cosa c'è di meglio se non aumentare l'industria? Le cose sono cambiate per quanto riguarda la Cina è diventato un soggetto attivo nella politica internazionale nel passaggio successivo agli anni 2000, quindi sostanzialmente il grande ingresso in pompa magna è stata l'accoppiata tra l'Expo e le Olimpiadi, quindi 2008-2010. Quello è stato l'accesso della Cina sulla scena politica internazionale, e da lì in poi, soprattutto poi con l'arrivo del presidente Xi Jinping, c'è stato un atteggiamento dove la parte di politica estera è stata curata in maniera molto più accentuata rispetto ai suoi predecessori. I numeri che ha la Cina sono numeri, sì, sono numeri di grandi numeri, perché 1.400.000.000 di persone, però spalmate su un territorio più grande dell'Europa. Non bisogna mai dimenticarsi che la Cina si presenta al mondo come se fosse uno Stato unitario, ed è uno Stato unitario, ma in realtà è organizzato come una federazione. Ci sono 20 province, 4 municipalità autonome, 2 regioni a statuto speciale, fa 26 organizzazioni, tutte con più abitanti dell'Italia, tutte più estese dell'Italia, qualcuna ha un territorio un pochino più minore dell'Italia. Quindi stiamo parlando fondamentalmente di un soggetto che non va comparato con l'Italia, con la Francia, con la Germania, va comparato con l'Unione Europea, con gli Stati Uniti, perché di questo tipo di dimensione stiamo parlando. E queste sono persone che in realtà vivono la Cina, e in Cina la quantità di migranti della Cina, cioè quelli che vanno via dalla Cina, stiamo parlando di una cosa che sta ben sotto del 4% della popolazione, quindi in realtà noi li vediamo o li abbiamo visti, perché se noti negli ultimi decenni stanno anche un po' sparendo i cinesi, non li si vede più come li si vedeva prima. Noi li abbiamo visti tanti, perché sono arrivati nei territori e hanno fatto un po' di contrasto, però in realtà dal loro punto di vista sono 4 gatti, detta così. Avete capito? Che cosa sta facendo la Cina? La Cina in questo momento di politica attiva, proprio per il fatto che c'è stato questo movimento di blocchi instabili, e dovendo in un qualche modo riuscire a salvaguardare la propria crescita economica, perché noi lo vediamo come secondo PIL mondiale, ma se noi lo guardiamo come PIL pro capite, cioè ricchezza disponibile per singolo cittadino, non siamo sulla fascia alta della media, è un paese a reddito medio-alto, però ancora con delle zone molto svantaggiate, molto povere, con delle disomogeneità interne molto, molto importanti. Quindi la Cina ha ancora bisogno di crescere, e però è rimasta chiusa in un meccanismo voluto da se stessa, quella del figlio unico, in cui la popolazione ha cominciato a invecchiare, cominciano ad esserci più anziani che nuovi nati. C'è un problema di cosiddetto di capacity building, cioè di capacità di disporre di un numero sufficiente di persone con un'adeguata preparazione all'interno delle aziende, all'interno delle amministrazioni pubbliche. Non perché non si faccia formazione, la formazione in Cina, la scuola in Cina è estremamente competitiva,
Però il problema è che non c'è il numero delle persone. Prendere, diciamo, una manager di medio livello lo devi far nascere, lo devi far crescere, deve arrivare a diventare 18enne, deve fare l'università anche lì. Ci vuole un percorso di tempo. 5-6 anni di esperienza prima che possa capire di dove si trova ci vogliono. Quindi voglio dire, in 25 anni ce ne vuole di tempo per avere questa fetta sociale che si sta costruendo in questo momento. Però la stanno costruendo. La stanno costruendo, ma il rischio è anche che questo movimento di blocchi schiacci questo meccanismo di crescita e questo crea delle tensioni interne. Sentiamo come commenta il sindaco Grosso le parole di Simone Padoan. Sono state parole molto chiare, dobbiamo stare attenti, dobbiamo capire anche cos'è anche la nostra formazione, perché è importante. Prego, sindaco. Quello che penso, allora, partendo dal discorso dalla Cina, sappiamo bene che per tanti anni pensavamo che quasi non esistesse. Poi ci siamo visti tutte queste frotte di cinesi, specialmente qui a Venezia, visto che parlavate di merletti, sempre lì con la macchina fotografica, e poi ce li siamo ritrovati copiati. La politica che hanno assunto loro sicuramente non è stata sbagliata, perché bisogna mettersi anche dall'altra parte per cercare di capire le dinamiche. Loro hanno 1,5 miliardi di persone per poter distribuire i prodotti. Quando si produce si crea ricchezza. Chiaramente hanno un mercato molto più ampio del nostro per poter diffondere i loro prodotti, quindi far lavorare le persone. E chiaramente hanno fatto una politica corretta. Molte aziende nostre sono finite addirittura in Cina, penso che lo sappiamo tutti, ma sono anche finite perché originariamente, ma lo è tuttora, un problema che abbiamo noi, e credo che sia un problema italiano molto, molto pesante, che è quello dell'elevatissimo costo del lavoro. Abbiamo visto le nostre aziende che sono migrate verso est in più occasioni. Adesso pare che stiano ritornando. Evidentemente ci sono state altre dinamiche, probabilmente anche di natura fiscale e di praticità, però è stata una perdita non da poco. Noi abbiamo la nostra peculiarità, che è quello che avevamo nel tempo. Abbiamo creato una classe di persone che si sono, dal dopoguerra in avanti, che si sono reinventate, il tema è sempre quello, per uscire dalla crisi economica. Abbiamo sfornato idraulici, elettricisti, industrie, abbiamo veramente un background, in particolar modo nel Veneto, in cui ci siamo sollevati. Adesso stiamo anche parlando dei giovani, che giustamente una volta non c'era la possibilità di studiare, e chiaramente i nostri genitori ci hanno aiutato e ci hanno spronato e ci hanno dato una mano nello studiare, per cercare di avere una vita migliore, ma anche per dare un contributo indiretto al paese, per aumentare anche la professionalità e le capacità di produzione. Però abbiamo visto che adesso si è un po' rovesciata la situazione, e non è più che chi ha un titolo di studio necessariamente deve andare ad occupare ruoli importanti, perché bisogna avere anche le capacità per farlo. Stiamo vedendo che ci sono tanti colletti bianchi, ma abbiamo mancanza di manodopera, ma soprattutto manodopera qualificata e formata. Non necessariamente non è detto che un laureato in ingegneria, piuttosto che in architettura, piuttosto che in altre materie, non debba fare anche l'operaio per capire effettivamente come si produce e come funzionano le cose. Credo che manchi anche un po' questa cultura da parte dei giovani. Ma ce l'avevamo, sindaco, avevamo gli ITIS, se lei si ricorda, dove c'erano questi centri professionali che funzionavano veramente bene, li hanno demoliti. Cioè è inutile che la giriamo e non tocchiamo i tasti giusti, perché noi ce li avevamo questi, ed erano strapieni di ragazzi, funzionavano bene e formavano. Tanto è vero che la formazione che facciamo in Italia, anche nelle università, che poi questi ragazzi li formiamo ma se ne vanno, perché non abbiamo capito che è importante anche il dopo, e li tratteniamo qua.
Ecco, se li tengono perché sono formati veramente bene, sfido io, perché abbiamo fior di università, però poi cosa c'è? Allora, sentiamo anche Padovan, questi ITIS che sono stati demoliti. Bel discorso, nel senso che in realtà fa tutto parte del ragionamento della competitività del sistema industriale nostro, che soprattutto di fronte alla sfida che c'è, che è emersa dagli anni 90 in poi, ha perso competitività, no? Perché l'ha persa? Sono tante le motivazioni. La prima fase, quella della delocalizzazione, che in realtà è avvenuta non soltanto verso la Cina ma anche verso i paesi dell'est Europa, no? Li abbiamo pagati le aziende perché uscissero, delocalizzassero. Attenzione che però lì è successo un qualcosa che è stato mal gestito, perché non erano le aziende italiane che andavano all'estero a investire, come avrebbe dovuto essere, come ha fatto la Germania, come ha fatto la Francia o altri paesi del nord. Erano aziende italiane che hanno rinunciato a produrre comprando da altre aziende, dando commissioni ad altre aziende. Quindi hanno fatto di aziende di altri paesi i contoterzisti per loro. Veloce, perché siamo in chiusura. Considerando che loro stessi erano nella maggior parte dei casi dei contoterzisti, quindi quello che avevano era la mancanza di un controllo del mercato. Mancando il controllo del mercato, manca anche la capacità di far capire al proprio territorio quali sono le competenze che servono. E quindi è mancato il senso dell'esistenza di un ITIS. Certo. Perché non c'era una domanda da parte delle aziende, no? Non c'era più? Ma non perché non ci fosse lavoro, nel senso che il lavoro si stava trasformando. Quello che è venuto meno è la capacità di capire come si stava trasformando e di aiutare gli imprenditori a capire come investire nel loro futuro. Questa è stata la grande mancanza degli anni 90 e della prima metà del primo decennio. Adesso ne paghiamo le conseguenze. Adesso ne paghiamo perché avendo perso di competitività dobbiamo correre di più e dobbiamo cercare di correre di pari. E abbiamo la denatalità che aumenta e, come dice lei, anche i giovani che abbiamo, prima di formarlo ci vogliono anni. E perciò cosa facciamo? Sindaco Grosso, come ci saluta? Con un grande abbraccio, un grazie per avermi coinvolto in questo dibattito con il dottore lì presente da voi, e magari se dovesse servire per altri approfondimenti, altri temi, anche sull'economia, sì, perché no? E parlando anche del nostro territorio che ha bisogno di nuove risorse, di nuove leve, mancano veramente lavoratori in tutti i settori, cioè c'è proprio una carenza negli ultimi 3 anni. Ma anche come turismo, sindaco, io mi permetto di dirle una cosa, io ho un amico che ha 2 alberghi a Noventa di Piave. Sì. Ha detto che fanno di quei numeri, ma di quei numeri, con i turisti anche cinesi, non parliamo, ha detto, di cinesi cosa comprano, che forse se riusciamo a capire di fare dei percorsi anche magari a visitare Quarto d'Altino, che sono sicura che magari apprezzerebbero, non sarebbe male, perché ho capito Venezia, ho capito Noventa, ma noi abbiamo un territorio che è meraviglioso. Ogni paese ha veramente delle bellezze incredibili, però come mai non si fa? Padovan, come ci saluta? Che messaggio vuole lasciare? Il messaggio è questo, che è vero, sullo scenario internazionale ci sono diversi problemi sul tappeto, però è anche altrettanto vero che l'Italia non è un paese piccolo. È un paese che sa esprimere una propria capacità sia industriale sia politica. Dovrebbe cominciare a pensare un po' di più a programmare le cose a medio-lungo termine e non lasciare che le cose accadano. Grazie a Simone Padovan, esperto di rapporti commerciali Italia, Cina e Asia. Grazie a Claudio Grosso, sindaco di Quarto d'Altino, di essere stati con noi. Andremo a visitare un'altra volta questa meraviglia che è il museo, che è proprio bello. Andate a visitarlo, che merita. Invece di fare qualche centro commerciale in più, magari qualche museo in più, non farebbe male anche a casa. Ascoltatevi. E adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie Mirella, arrivederci. Fagioli con le cotiche. I fagioli sono ricchi di glucodrine, sostanze in grado di diminuire la glicemia. Contengono anche una sostanza tossica, la fasina, che viene però eliminata durante la cottura. La presenza di lecitina favorisce l'emulsione dei grassi, evitando il loro accumulo nel sangue, e rende i fagioli un alimento adatto per la prevenzione delle ipercolesterolemie.
eccesso di colesterolo nel sangue. Ingredienti per 4 persone: 300 g di fagioli cannellini in scatola, 150 g di cotiche, cotenne di prosciutto, 50 g di grasso di prosciutto, uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo, una cipolla, 300 g di pomodori in polpa, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tagliate a listarelle le cotiche. Tritate il grasso di prosciutto con l'aglio, il prezzemolo, e un pezzetto di cipolla. Mettete a cucinare in una pentola con 2 cucchiai di olio il grasso di prosciutto, l'aglio, il prezzemolo e la cipolla. Le cotiche fate rosolare. Unite la polpa di pomodoro. Fate cuocere per circa 20 minuti. Quindi aggiungete i fagioli. Salate. Pepate. Coprite e lasciate cuocere per altri 15 minuti, bagnando con poca acqua se necessario. Servite con l'aggiunta di un filo d'olio. E buon appetito!